Gigi Svaria, che accogliamo con un caloroso applauso. Il Presidente della Regione Luca Zaia, della Regione Veneto, arriverà fra poco, però noi intanto iniziamo i nostri lavori. Allora, come potete vedere, sul primo posto c'è il posto riservato ed è quello relativo alle morti sul lavoro. Non più tardi di sabato scorso c'è stata una manifestazione nazionale unitaria a Roma, in cui ha visto la partecipazione di molti lavoratori e di molti dirigenti per rimarcare questa sciagura che è quella di 3 morti al giorno sul lavoro. Una cosa per noi inaccettabile che quindi anche come classe dirigente dobbiamo riflettere. Allora, mi appresto a dare il benvenuto a tutti voi in questa splendida regione che è il Friuli Venezia Giulia. In questo momento ci troviamo a Pordenone, che è una bellissima città, che ha una bellissima zona pedonale, in cui se avete del tempo vi invitiamo a visitarla. Vi ringraziamo per essere qui oggi così numerosi. Benvenuti a tutti voi, agli amici e colleghi della CIS del Veneto, oltre che agli ospiti nazionali. Capite benissimo che io non sono Alberto Monticco. Il nostro segretario generale ha avuto degli imprevisti non programmabili, quindi vi porta i suoi saluti, però non può essere qua oggi con noi. Questo caloroso applauso siamo convinti che servirà a lui per attraversare questo percorso che non è semplice. Come avrete avuto modo di leggere nell'invito, l'iniziativa di oggi, ci piace ricordare, la prima che vede copromotrici CIS Friuli Venezia Giulia e CIS Veneto, rappresenta un punto importante per le nostre organizzazioni. Pur nella consapevolezza, infatti, delle nostre differenze, ma partendo dalla forte identità e matrice che ci accomuna, oggi ci apriamo ad una nuova fase, quella cioè di ragionare assieme sull'opportunità, se non sulla necessità, di lavorare assieme, ovvero di scrivere strategie ed alleanze per poter affrontare in termini positivi le nuove sfide imposte da un mercato del lavoro in veloce evoluzione. Come ben dice il titolo dell'iniziativa, siamo di fronte a tendenze e transizioni inedite, oltre che ad un bisogno di essere attrattivi che oramai ha assunto i connotati dell'urgenza. Dinanzi alle grandi transizioni, pensiamo soltanto a quella digitale e a quella green, agire seguendo paradigmi comuni diventa fondamentale. Questo cosa significa? Significa assumere una oramai indispensabile visione sovraregionale sia delle evoluzioni in corso, sia soprattutto delle proposte che vogliamo mettere in campo come risposta alle istanze del mercato del lavoro. Significa trovare assi strategici comuni su cui puntare per favorire l'attrattività e la crescita del nostro territorio, complessivamente inteso, partendo da alcuni punti chiavi che abbiamo individuato. Pensiamo al tema delle competenze e dunque della formazione sia dei lavoratori sia delle imprese e delle istituzioni. Al tema della valorizzazione dei giovani per contrastare quella fuga, specialmente all'estero, che penalizza i nostri territori dal punto di vista umano, delle professionalità e della crescita. Al tema di come essere e rendersi maggiormente attrattivi, anche rispetto alle transizioni in corso. È chiaro che il Friuli Venezia Giulia e il Veneto hanno caratteristiche diverse,
sia per quanto riguarda gli assetti istituzionali, sia per quanto concerne i bisogni del territorio. Tuttavia, è altrettanto chiaro che oggi, in un contesto globale sempre più espanso, chiudersi ognuno all'interno dei propri confini non sarebbe una scelta lungimirante. Non ci dobbiamo più confrontare solo con i nostri vicini, ma con l'Europa, come dimensione minima, e con dinamiche globali conforti e impattanti tali da stritolare chi non è capace di essere coeso e unito. Come allora non pensare a noi, e mi riferisco alla CIS del Friuli Venezia Giulia e alla CIS del Veneto, a come potremmo dare un contributo decisivo ai temi considerati? Come non pensare alla capacità propositiva di un'organizzazione che assieme conta oltre 500.000 iscritti e centinaia e centinaia di operatori e operatrici, oltre che un sistema di servizi che può essere considerato un vero e proprio ecosistema? Come non pensare che unendo le nostre forze e immaginando politiche di collaborazione tra le nostre regioni potremmo essere determinanti? Da queste considerazioni nasce il confronto di oggi, che speriamo possa essere il primo di una lunga serie, così come auspichiamo che da questa sala si possano iniziare ad immaginare proposte e idee condivise e di ampia visione, magari, perché no, anche visionarie. Non mi divulgo oltre, ma permettetemi alcuni ragionamenti. Ai colleghi della CIS del Veneto, che in queste settimane abbiamo avuto l'opportunità di conoscere meglio e con cui ci siamo confrontati in modo costruttivo. Dunque, a Gianfranco Refosco e alla sua segreteria, oltre che agli staff di supporto della CIS Veneto e della CIS del Friuli Venezia Giulia. Naturalmente facciamo i nostri ringraziamenti a Gigi Sbarra, il nostro segretario generale, che ha subito accolto il senso di questa iniziativa ed accettato di farne parte. Un ringraziamento ai governatori della Regione Friuli Venezia Giulia e del Veneto, Massimiliano Fedriga e Luca Zaia. Grazie di essere qui e di aver accettato il nostro invito a mettervi a confronto. Doppiamente grazie, perché non è facile parlare davanti ad una platea di sindacalisti. Grazie alla Fondazione Nord-Est ed in particolare al direttore scientifico Luca Paolazzi e al ricercatore senior Gianluca Toschi, che ci hanno aiutati a focalizzare i tanti temi sul tavolo che a breve ci presenteranno. Grazie a Barbara Ganz, giornalista del Sole 24 Ore, per essere qui con noi, a moderare questo incontro che credo ci lascerà con molti spunti di riflessione. Ed infine grazie ai segretari nazionali, confederali e di categoria. Abbiamo con noi Maurizio Petriccioli, segretario generale della Funzione Pubblica, e Filippo Pieri, segretario generale dell'Emilia Romagna, che ci hanno raggiunti, e ai nostri graditi ospiti del Friuli Venezia Giulia, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, la sindaca di Monfalcone Anna Cisin, e inoltre ai colleghi presidenti e direttori del CAF, del Friuli Venezia Giulia e dell'OIAL e del Veneto. Prima di entrare nel vivo del nostro incontro, permetteteci di chiamare qui sul palco per un saluto il sindaco di Pordenone, la città appunto che ci ospita, Alessandro Ciriani. Grazie ancora a tutti voi per la vostra partecipazione. Buon pomeriggio a tutti, un saluto particolare al segretario Luigi Sbarra e al presidente Fedriga, arriverà anche il governatore Zaia, ai rappresentanti della CIS del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e ovviamente un saluto particolare ai rappresentanti della CIS di Pordenone, a cui mi lega un rapporto da quando ero presidente della provincia di grande collaborazione. Questa serata è importante perché stiamo attraversando, lo sappiamo tutti, una fase delicatissima, drammatica,
La crisi sta colpendo duramente le famiglie, le imprese, anche gli enti locali. Il ruolo del sindacato in questo contesto sarà cruciale, fondamentale, in un'ottica non di contrapposizione, ma semmai di confronto, di concertazione, di stimolo, affinché chi governa a tutti i livelli lo possa fare meglio. Allora, prima di tutto voglio ringraziare la relatrice che mi ha anticipato, perché ha definito Pordenone una città molto bella. Sì, è bellissima, quindi poi dovete assolutamente visitarla, la ringrazio per questo spot. Tuttavia voglio fare un intervento non retorico, non di circostanza, ma porre alcune questioni per le tavole rotonde che poi si susseguiranno e per gli interventi di chi verrà dopo di me. Perché? Perché se considerate Veneto e Friuli Venezia Giulia, due realtà istituzionali diverse ma accomunate da un fatto, cioè che decenni fa venivano definite il sud del nord, civiltà contadine, molto povere, uscite in modo depresso da una guerra, che nell'arco di qualche decennio sono riuscite a trasformarsi in aree performanti, anzi tra le più performanti d'Europa. Dinanzi a questa crisi il contributo che il Veneto e il Friuli possono dare dialogando è cruciale, è fondamentale. Bene, io vivo a Pordenone, che è la porta verso il Veneto. Se vogliamo dare un aiuto alla manifattura che esporta, all'ossatura, all'architrave dell'economia di questi territori, dobbiamo fare in modo che ci sia una logistica, che ci sia una possibilità di raggiungere i territori, di avere delle connessioni migliori, non invece obsolete, sorpassate. Dobbiamo consentire alle nostre imprese di dialogare con i mercati tradizionali, penso quindi alla direttrice verso Milano piuttosto che verso il Brennero, verso Tarvisio, verso mercati nuovi. Allora a questo punto penso a Venezia, Pordenone, Udine, Trieste, Lubiana, Zagabria, e penso poi anche ai mercati nuovi extraeuropei e quindi a tutto il sistema portuale. Questa premessa perché? Perché uno degli strumenti che abbiamo per superare questo gap si chiama, non è l'unico, PNRR. Allora vede segretario, quando leggo sui giornali e leggo anche attentamente le sue interviste, se è vero o non è vero che siamo in ritardo sul PNRR, non occorre chiederlo ai ministeri, non occorre chiederlo ai tecnici, bisogna chiederlo ai sindaci. E i sindaci vi risponderanno: il PNRR è una grande opportunità, ma in questo momento può essere anche un grande rischio. Perché? È nato come strumento straordinario per dare ossigeno ad un'economia fiaccata dalla pandemia. Ma non è pensabile di poter utilizzare uno strumento straordinario e di metterlo a terra con codici, regolamenti e burocrazie ordinarie. Il rischio è di non riuscire a realizzare questi obiettivi. Abbiamo grossi problemi. Il primo, l'aumento delle materie prime e dei costi energetici ha comportato una fiammata spaventosa dei costi, tale per cui i finanziamenti ricevuti non sono più corrispondenti ai quadri economici delle opere. Solo Pordenone, per poter completare i quadri finanziari del PNRR, avrà bisogno di 13 milioni di euro, il che significa attingere le risorse proprie dei comuni aumentando il debito o chiedendo prestiti, il che non è esattamente ciò che ci si aspettava col PNRR. Secondo, è vero che ci sono state alcune facilitazioni, alcuni dimagrimenti nella burocrazia, ma troppo pochi, per cui raggiungere il 2026 mettendo a terra tutte le opere è francamente complicato. Terzo, la strategicità delle opere. E qui si apre un fronte davvero importante. Come sindaco io sono felicissimo di fare scuole nuove, piazze nuove, di poter declinare concretamente i principi della riqualificazione e della rigenerazione urbana. Ma se devo poi vedere lo studio di Unioncamere che definisce questo territorio così votato all'imprenditoria, così votato all'azienda, così votato alla creazione di occupazione, di lavoro e di ricchezza, che viene definito il territorio più povero in termini infrastrutturali dell'intero Friuli Venezia Giulia, probabilmente il nord-est, allora mi chiedo se ha senso finanziare con 2,4 miliardi di PNRR la ferrovia tra Catania e Palermo, o di mettere magari 1,2 miliardi per realizzare la strada tra Palermo e Ragusa, e non mettere un centesimo per la realizzazione della Cimpello Sequargemona, che la porta verso l'Austria e verso i paesi nordici. Di non mettere un centesimo per la realizzazione della Gronda Nord, che forse voi non dirà niente, ma è un collegamento fondamentale tra l'autostrada, la Cimpello Sequargemona e i nodi autostradali, e quindi evitando che i camion facciano altre strade. Mi chiedo, ripeto, se non ci sono i soldi sufficienti su quest'area così performante per migliorare, per esempio, la rete interportuale fondamentale come retroporto di Venezia e di Trieste, e ovviamente anche per consentire di poter portare più velocemente le merci verso quei mercati di cui parlavamo prima. Un grande, grossissimo deficit, che si unisce a un fatto: noi siamo accomunati anche dalla cosiddetta pedemontana veneta, la quale, già detto, porterà un traffico pesantissimo in questo territorio, che è da un lato un rischio, tra l'altro con una
immotivato aumento dei costi nei confronti di chi le deve produrre, di chi deve portare le merci attraverso i camion, che poi si riverbera ovviamente anche sui consumatori e sulle famiglie, con un rischio dell'aumento dell'inquinamento, con un rischio di bloccare il traffico. È una grande opportunità perché il sistema degli interporti, tra cui quello di Pordenone, potrebbe intercettare una parte di questi mezzi che arrivano, caricarli sui camion, temperando anche quella che è una direttiva europea che prevede il passaggio di una parte delle merci dalla gomma al treno. Ecco, su questo purtroppo io non ho visto risorse sufficienti, quindi tante scuole, tante piazze, tanti edifici nuovi, ma poche risorse per i passaggi strategici. Il rischio è di non raggiungere quegli obiettivi e l'altro lato di raggiungerli magari, ma non quelli fondamentali, importanti per dare sviluppo all'economia, che è quello che voleva il PNRR. Ecco perché credo, ed è un elemento di dibattito e mi avvio alla chiusura, che se noi vogliamo creare e connettere Veneto e Friuli alle grandi reti logistiche non solamente europee ma mondiali, dobbiamo iniziare forse a ragionare su una revisione di questo PNRR, che non significa scardinarlo, non significa negarne la natura, non significa negarne la genesi, ma consentire a coloro i quali devono attuarlo di poter avere i tempi e i mezzi per poterlo fare, evitando, ripeto, di sprecare risorse. E dall'altro punto di vista mettere in ordine, visto che era stato studiato prima della guerra in Ucraina e prima dell'avvio di una crisi senza precedenti in Europa, mettere in fila una serie di priorità per consentire di non sciupare e di non bruciare risorse di cui abbiamo in questo momento un disperato bisogno. E sono certo che queste partite vengono accolte, troveranno cuori e menti sensibili anche all'interno della CISL. Perché? Perché non sono battaglie ideologiche, non sono battaglie che hanno un colore politico, non vestono l'uniforme di qualche formazione politica, ma sono battaglie che servono per l'intera comunità nazionale. Buon lavoro a tutti e buona fortuna. Ha lasciato il cellulare. Ciriani, da buon sindaco, insomma, Presidente, le ha fatto l'elenco della spesa, di cosa serve al territorio, quindi ha colto subito la palla al balzo, come si dice. Allora, a me in questo momento il compito di presentare i due ricercatori della Fondazione Nord-Est e quindi il direttore scientifico Luca Paolazzi e il ricercatore senior Gianluca Toschi, che ci introdurranno ai lavori. Ci introdurranno ai lavori dopo della tavola rotonda con la loro ricerca che hanno fatto e che ci presenteranno. A voi. Allora, anzitutto grazie di cuore per questa opportunità, questa occasione, aver coinvolto la Fondazione Nord-Est, che come è noto è una fondazione che ha una origine confindustriale, ma che a differenza delle associazioni confindustriali ha qualche grado di libertà sia geometrico, quindi confini rispetto ai quali facciamo le analisi, sia, chiamiamolo così, di rappresentanza, perché alla fine quello che conta è la salute del territorio, quindi molti più stakeholders di quanto siano i shareholders, cioè più interessi di vari soggetti istituzionali e non di quanto siano gli azionisti della fondazione stessa. Ed è stato importante, a mio avviso, che la CISL Veneto insieme alla CISL Friuli Venezia Giulia abbiano colto il messaggio di cambiamento del lavoro che la Fondazione Nord-Est ha cominciato a fare. Dell'intervento di Claudia Sacilotto ho colto 3 parole importanti: confini, coesione e visione. Dico queste cose perché sono molto legate a quello che fra poco racconteremo. Ci siamo divisi i compiti, Gianluca e io, in modo da non avere sempre la stessa persona che parla
per 10 minuti e poi l'altra persona per 10 minuti, quindi faremo un po' di ping pong nell'illustrarvi la presentazione. Tornando alle 3 parole, confini, voglio sottolineare l'importanza di andare oltre i confini. Confini che sono dell'immaginazione, confini che sono fisici, confini che sono generazionali. Riguardo alla coesione, credo che mai come in questo momento sia fondamentale ricordarsi che siamo sì un paese ricco, sì la 7ª potenza industriale del mondo, e questi territori danno tantissimo per essere ciò, ma siamo piccoli, siamo molto piccoli come paese, non come regioni. Contiamo poco sul piano demografico, poco sul piano politico se guardiamo il mondo nel suo insieme. E riguardo a questo direi che il governo Meloni, che ha giurato il 22 ottobre, bruciando tutti i tempi e facendo un nuovo record di rapidità nella formazione del nuovo governo dopo le elezioni, e a cui auguro di fare bene e di cogliere bene la staffetta con il governo Draghi per il bene del Paese, è, scusate se lo dico, oscurato nella visione globale dalla riaffermazione nel giorno dopo, sul giorno successivo, di Xi Jinping alla guida della prima nazione demograficamente, economicamente del mondo. Quello che deciderà la Cina, volenti o nolenti, inciderà su noi italiani più di quello che il governo Meloni saprà fare. Questo è importante, secondo me, ricordarlo. È solo tenendo presente questo che rafforziamo la coesione. Nell'inno nazionale si dice stringiamoci a coorte, ecco, facciamo coesione senza stringerci a coorte. E infine visione, ecco, quello che è la missione nuova della Fondazione Nord-Est è di offrire elementi di visione, ragioni di dibattito e di partecipazione a questo dibattito per tutte le persone, lavoratori, lavoratrici, di ogni tipo di attività. Cominciamo la presentazione. Tessere insieme futuri possibili. Sarà chiaro più avanti perché usiamo la parola tessere e perché parliamo al plurale di futuri possibili. Dove sta andando il mondo e dove stiamo andando? Se questo funziona andiamo avanti, se no succede sempre così, fantastico. C'è la pila da cambiare? E dove stiamo andando noi con lui? Slide dopo, grazie. Visto che qui non funziona. Siamo in una plancia di comando? No, questo, c'è qualcosa dalla regia che non funziona. Questo qui non va. Possiamo venire su se volete. Era quella che c'era lì, era quella lì, era questo, però non funziona. Vengo io lì, guardi, eccoci qua. Grazie. No. Sì, adesso sì. Adesso, quella in mezzo, giusto? È una pila nuova, ci vuole, sì. Bisogna sempre fare le prove prima. C'è un elemento importante che posso dire intanto che aspettiamo. Vedete, i cambiamenti che stiamo vivendo sono talmente rapidi, talmente radicali, che non possiamo solo usare la ragione per afferrarli. Dobbiamo usare anche le emozioni. E per usare le emozioni
ci sono strumenti importanti che sono quelli della letteratura, dell'arte, della storia, della poesia. E queste sono le ragioni per cui alla presentazione della Fondazione Nord-Est che abbiamo fatto l'11 luglio e che riprenderemo e rifaremo l'8 novembre a Mezzocorona con gli industriali trentini e bolzanini, c'è un poeta, c'è un attore e l'anno prossimo utilizzeremo anche altre corde delle emozioni. Bisogna arrivare alla mente attraverso il cuore. Vediamo se riusciamo a cambiare la pila intanto. Succede sempre così, Il bello della diretta. Si è esaurito prima di provarla. Funziona adesso? Sì, dai. No. Ma non è quello? Dov'è che bisogna puntare? Sì, basta. Ci ha preso gusto lui a fare Grazie. Grazie caro. Un applauso, grazie. Allora, riprendiamo. Dove stiamo andando noi con il mondo? Va minga. Siamo sulla plancia di comando o passeggeri su un ponte magari nemmeno di prima classe? Allora, quando parliamo di futuri possibili, ricordiamoci questo grafico. Questo grafico fa vedere quanto è aumentata l'incertezza. Qualcuno avrebbe mai pensato di vivere una pandemia? O una guerra in Europa? E la relativa crisi energetica? Gianluca, te. Il ragionamento dal quale siamo partiti, e in parte lo si ricordava prima anche nelle parole del sindaco, sono regioni che hanno visto la migrazione fino agli anni 50, era un territorio di migrazione che poi ha avuto un percorso di sviluppo incredibile, velocissimo, tanto da diventare appunto una delle regioni più ricche d'Europa, no? Lo si ricordava prima. E allora abbiamo sprecato anche delle figure retoriche, la locomotiva d'Italia abbiamo detto, no? Cioè l'area che trainava l'economia italiana. Quello che è successo però è che negli ultimi anni, negli ultimi 20-25 anni, questa locomotiva sì, corre, ma corre molto meno velocemente rispetto ad altre locomotive in Europa. E allora siamo andati a vederci un po' di dati per fare un ragionamento che dovrebbe essere sempre presente quando si ragiona di sfide e di futuro. Qual è il campionato al quale stiamo giocando? Ci accontentiamo di vincere il campionato nazionale? Oppure quest'area dovrebbe guardare un po' più con ambizione e provare a giocare un campionato europeo molto più difficile probabilmente, molto più duro, ma che probabilmente potrebbe dare molte più soddisfazioni. Allora abbiamo fatto la classifica delle regioni europee, abbiamo guardato come nel periodo dal 2000 al 2019, abbiamo lasciato stare la pandemia l'ultimo anno, sono cresciute queste aree. E quello che emerge è che tutte le regioni del nord-est, quelle col trattino, per cui anche l'Emilia-Romagna, si sono trovate in difficoltà, hanno perso di posizioni. Trento, la provincia, ha perso 24 posizioni nella classifica, l'Emilia Romagna 26, il Veneto 37, il Friuli Venezia Giulia 43. Bolzano è la provincia che va meglio, perde solo 7 posizioni, ma le perde. Ma anche la Lombardia ne perde 20. Allora il ragionamento qui qual è? Allora anche qui negli ultimi mesi ci siamo divertiti a fare le classifiche, a dire l'Emilia Romagna va un po' meglio, il Veneto un po' più, il Friuli di qua. La verità è che stiamo perdendo posizioni tutti rispetto a un cuore dell'Europa che va molto molto più velocemente. Perché è importante questa questione? Vediamo se funziona. No, continua a non funzionare. Vabbè, speriamo. Perché è importante, eccola qua, perché è importante questa classifica? Non è solo un arrivo primo, arrivo secondo. Il ragionamento qui è che se le regioni del nord-est fossero cresciute come le regioni di testa, che sono le regioni tendenzialmente manifatturiere tedesche, il Baden-Württemberg, il Bayern, sostanzialmente saremmo cresciuti, il PIL pro capite sarebbe cresciuto di circa 8.000 euro in più.
che vuol dire 5.000 euro al netto della pressione fiscale per cittadino di queste regioni. Quindi dati importanti, elementi importanti. Questo sono il ragionamento che facciamo pensando appunto a quali siano gli scenari futuri ai quali bisogna rapportarsi. Come dicevo prima, bisogna prepararci a futuri, nel senso che ci sono tante tendenze di cui tenere conto, tante variabili da considerare, la variabile demografica, la variabile dell'istruzione, la variabile della formazione, la variabile del cambiamento tecnologico. Noi qui ci soffermiamo adesso, e poi vedremo altri aspetti, sulla rivoluzione digitale, su quella energetica, su quella della biofarmaceutica. Sempre che questo funzioni, grazie. Il filo verde che unisce, c'è un filo verde che unisce economia circolare e gestione dell'energia rinnovabile. Ed entrambi possono fare perno sulla digitalizzazione, perché solo con il digitale posso verificare quanta energia utilizzo in tempo reale, come utilizzo e progetto i beni perché questi vengano riutilizzati. Quindi non sono più beni usa e getta, sono beni che devono rientrare in circolo per una questione molto semplice. Abbiamo vissuto tutti quest'anno la siccità, il caldo crescente, le difficoltà causate anche da possibili blackout. Se si può andare avanti una slide, così facciamo prima, grazie. Questo grafico l'ho costruito andando indietro nel tempo, 100.000 anni avanti Cristo. Perché ho fatto questo esercizio? Qui c'è la popolazione mondiale e l'energia consumata nel mondo, per far vedere cosa è successo negli ultimi 200 anni. In questo modo ci rendiamo meglio conto del cambiamento in atto. Ricordo che la Terra esiste da 4 miliardi di anni, la popolazione umana da 300.000 anni. Il tema non è la salvaguardia del pianeta, il tema è la sopravvivenza dell'essere umano sul pianeta. È un po' diverso se consideriamo questo. In questo grafico invece c'è l'andamento della rivoluzione biofarmaceutica. Vedete la parte verde a sinistra descrive l'andamento delle innovazioni prima dell'avvento dei biofarmaci, che hanno avuto anche un ruolo cruciale nella produzione dei vaccini contro il Covid. E vedete poi invece l'affollarsi di nuovi farmaci con l'arrivo di questo nuovo tipo di attività. E in questo momento nel mondo, in questi anni, non in questo istante, questo momento inteso come fase storica, le imprese farmaceutiche globali stanno decidendo dove investire per la ricerca e la produzione di biofarmaci. E l'Italia è in pole position, perché pochi sanno che siamo il secondo paese europeo nei farmaci, dietro la Germania, davanti alla Francia, e siamo considerati dei gioiellini in termini di ricerca, solo che poi, come denunciava il sindaco poco fa, un po' di pastoie burocratiche fanno sì che ci sono tempi molto lunghi, per esempio per fare sperimentazione clinica. 450 giorni contro i 116 della Germania per avere un permesso. Oppure per introdurre sul mercato un farmaco che è già stato approvato dall'EMA, cioè dall'ente europeo, e poi però deve essere approvato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. E anche lì passano un po' di tempi, perché da noi, in differenza degli altri paesi, non c'è una commissione che riguarda la salute e l'economicità del farmaco, ma considera i due aspetti separatamente, e di nuovo comincia un ping pong fra le due commissioni. Ecco, io penso che la farmaceutica sia un bene per la salute, sia un bene per i conti pubblici, sia un bene per l'industria italiana, se sappiamo valutare il farmaco non solo come, diciamo, un costo, ma anche come un investimento.
Per tutti questi motivi servono persone che abbiano competenze nuove e specialmente i giovani. Perché i giovani? I giovani sono una risorsa scarsa, spesso magari si fa finta di non pensare alla demografia e si ragiona come se la situazione fosse quella di 25 o di 30 anni fa. I giovani sono sempre meno, lo si vede nelle scuole che cominciano a chiudere, la proiezione per le università è incredibile, si parla di dalle 5 alle 7 università chiuse nei prossimi 30 anni, quindi insomma sono numeri che fanno impressione. E perché siamo un paese che sta invecchiando rapidamente, con tutte le problematiche che non stiamo qui a ricordare, ma che sono davvero importanti. Però siamo anche il paese che, l'abbiamo scritto, forse maltratta di più i giovani. E quindi abbiamo usato questa doppia immagine, quella della fuga e quella del deserto. Prego la prossima slide. Questi dati sono impressionanti, qui citiamo sostanzialmente il saldo migratorio degli italiani fino a 39 anni. È una serie storica insomma, abbastanza lunga che ci dà un'idea di come questo fenomeno sia in crescita, si sia solo stabilizzato negli ultimi anni, ma sono numeri che sono davvero impressionanti. Queste sono persone appunto che hanno deciso il saldo fra chi entra e chi esce in quella fascia di età degli italiani, che è impressionante. Stiamo perdendo risorse appunto ad alto potenziale che servono per affrontare quelle rivoluzioni di cui si diceva prima, il digitale, il green. E questo è il primo dato allarmante. Prego la prossima. E dalla fuga dei giovani non si salva nessuna. Il saldo è negativo per tutte le regioni italiane. Potremmo pesarlo per la popolazione, non cambia il significato, vuol dire che su questo fronte bisogna lavorare, è uno degli aspetti sui quali appunto bisogna tirare fuori idee, tirare fuori politiche, decisioni, perché questo è uno dei veri grandi problemi per il futuro appunto italiano. Prego la prossima. È ovvio che queste migrazioni hanno un risvolto economico. Un ragazzo che viene formato ha un costo non solo per la famiglia ma anche per la collettività. La migrazione vuol dire sostanzialmente regalare tutto questo bagaglio di conoscenze, competenze, di formazione, relazioni che è stato acquisito da una persona che se ne va. Ma non è che le esportiamo, le regaliamo, questo è il vero problema. E qui abbiamo calcolato il saldo, anche in termini economici è disastroso. Sì, su questa slide, se può tornare un attimo, vorrei sottolineare un aspetto che secondo me è molto rilevante. La differenza fra nord-est, nord-ovest e sud. Qui ci sono anche le migrazioni interregionali, cioè tra una regione e l'altra. Quando qualche tempo fa ho avuto diciamo, un chiarimento con un imprenditore veneto, perché dicevo che appunto anche il Veneto da questo punto di vista deve migliorare, lui dice ma se noi non avessimo il sud. E io ho detto guardate, dal sud nel nord-est, così come nel nord-ovest, vengono tante persone ed è un trasferimento di capitali nel senso stretto del termine, perché come diceva prima Gianluca, occorrono molti soldi per crescere un bambino, una bambina, da quando è nell'utero della mamma fin quando non è istruito, laureato. La slide dopo, grazie. C'è un'altra questione che riguarda i giovani, non è soltanto che se ne vanno, è che ne abbiamo sempre meno. Se guardiamo questa cartina geografica, il colore rappresenta una generazione, in cui pigliamo i millennials, cioè quelli che hanno 28-42 anni. La densità del colore indica la presenza più o meno grande, più denso e più grande, dentro una regione rispetto alle altre. La slide dopo fa vedere la generazione successiva, quella che è chiamata Z Generation, cioè le persone tra 12 e 27 anni. Prendiamo quella dopo ancora, che sono quelli che sono tra 0 e 11 anni, l'Alpha Generation. Vedete che l'Italia diventa bianca. Quindi c'è una questione demografica importante. La slide successiva. Mentre spopola la X Generation, quelle persone tra 47 e 57 anni. Non abbiamo messo le altre generazioni, ma di nuovo lì avremmo avuto dei colori sempre più scuri nella nostra penisola, il che vuol dire che c'è un problema anche di carico, di rapporto, di incidenza tra
persone di una certa età che si avvicinano alla pensione o che saranno pensionate o che saranno anziane, e giovani che invece lavorano e dovranno mantenere quest'altra parte di popolazione. La slide dopo? L'abbiamo in parte anticipato. Perché sono dati rilevanti per lo sviluppo e per la crescita? Perché ovviamente i giovani servono per la rivoluzione verde e la rivoluzione digitale. È chiaro che le giovani generazioni hanno una sensibilità rispetto all'ambiente che è diversa rispetto a quella delle generazioni precedenti, ma non è l'unica implicazione. I giovani tendono a privilegiare l'uso rispetto al possesso del bene, e questo, attenzione, parlavo con un imprenditore che lavora nel settore dell'automotive. La vera preoccupazione di chi opera nel settore dell'automotive qual è? Quello che i giovani tendenzialmente non sono interessati ad avere una macchina, a comprare una macchina. La patente viene fatta sempre più tardi, è meno interessante. E questo riflette degli approcci, dei valori, dei sistemi di valori che sono diversi e che devono essere considerati, ovviamente anche nell'ambito del lavoro, ma su questo magari ci torniamo un po' più tardi. Sul digitale è abbastanza intuitivo, le nuove generazioni, le ultime due che abbiamo visto, sono native digitali e quindi hanno una capacità di muoversi e di apprendere linguaggi e sistemi che è decisamente diversa. Prego la prossima slide. Quindi la logica è quella di prepararsi ai futuri e di cominciare a ragionare di politiche e scelte per il domani. Prego. Qui abbiamo messo un'altra questione, quella dei giovani che non lavorano, non studiano, i NEET. Ancora una volta l'abbiamo dichiarato, la Fondazione Nord-Est vuole giocare la Champions League e quindi le mappe sono mappe sempre europee, ci si confronta con il resto dell'Europa. E anche qui la situazione è drammatica, più è scuro più il fenomeno è intenso, più è alta la percentuale di NEET sulla popolazione. E certo c'è una fascia che abbraccia il Mediterraneo, il sud dell'Italia, ma non siamo messi bene neanche nelle nostre regioni, sono valori comunque elevati. E in quel grafico abbiamo voluto ancora una volta confrontarci con le regioni che vanno meglio. Attenzione, 20 anni fa partivamo da valori molto simili e il confronto è Veneto e Friuli Venezia Giulia con Baden-Württemberg e Bayern. Abbiamo preso ancora queste. Perché? Perché sono regioni simili, hanno un impianto economico simile, molta manifattura simile alla nostra, meccanica, quindi ha senso confrontarci con queste regioni. Guardate come si è divaricato nel tempo questo divario. Prego la prossima. C'è un altro problema, che è il problema delle competenze. Qui abbiamo citato un'altra statistica internazionale dell'OCSE che misura le competenze, in questo caso legate alla capacità di lettura e numerica, e le abbiamo messe come fossero una classifica. Ancora una volta torna questa nostra immagine, no, della classifica. Quelle due frecce in arancione fanno vedere dove si posiziona l'Italia. Qui non abbiamo dati regionali, non sono prodotti. Quel dato in giallo è la media dei paesi OCSE, i paesi più sviluppati. L'Italia, ahimè, soffre di questo problema e quindi c'è un elemento importante di lavoro sulle competenze che credo che per un attore come il sindacato sia uno degli elementi centrali per lo sviluppo dei lavoratori, ma anche insomma, di un futuro per il Paese. Prego la prossima slide. Qualche idea l'abbiamo elaborata, appunto si parla di lavori ibridi sempre di più. Quali sono questi lavori ibridi? Quelli che mescolano competenze. E che tipo di formazione bisogna immaginare per sistemi di questo tipo? Che tipo di formazione bisogna immaginare per una popolazione che resterà a lavoro sempre più a lungo? Perché quei dati demografici ci inchiodano a questa realtà, non possiamo pensare altrimenti. Qualche risposta c'è, si parla di modello Lego, cioè dell'idea di fare corsi di formazione molto, se vogliamo anche frammentati, ma più frequenti, molto puntati e mirati ad un obiettivo. Questa appunto viene chiamata formazione Lego, la formazione plug and play. Insomma, si sta lavorando su questo, secondo me su questi fronti, visto che siamo due regioni che hanno fatto della formazione e hanno delle punte di eccellenza nella formazione professionale, su questo forse potremmo diventare davvero un territorio di sperimentazione interessante e lavorare molto su questi elementi. Insomma. Prego la prossima slide. L'ultimo elemento è quello della formazione continua, ma la lascio a te Luca. Sì, ritornando al tema, senza tornare alla slide, delle competenze delle persone adulte, quello che non abbiamo mostrato, ma che si potrebbe mostrare, è che
deperimento di queste competenze aumenta man mano che ci si allontana dalla fine del percorso scolastico, molto di più di quello che succede negli altri paesi. E c'è una resistenza, ne parlavamo con gli amici della CISL nella loro sede, da parte dei lavoratori ad accettare la formazione, perché è difficile per loro comprendere che questa formazione è un investimento in loro stessi. La vivono come strumentale per l'impresa, cioè il datore di lavoro ci fa formazione quando dobbiamo imparare a usare una nuova macchina o un nuovo software o una nuova organizzazione aziendale, non quando in realtà potrebbe magari servirci. Allora proviamo a rovesciare l'approccio e proviamo a chiedere alle persone, lavoratrici e lavoratori, che cosa loro credono sia utile per loro, come vivono il luogo di lavoro. Questa è, diciamo, un'idea che sto coltivando insieme a una persona che si occupa di formazione nei luoghi di lavoro per ideare un progetto basato su questo. L'ultima slide, per favore. Allora, la mia visione di futuro, la nostra visione, scusa Gianluca, di futuro è che il futuro non esiste, c'è un arazzo che tutti insieme tessiamo. Ecco perché tessere insieme futuri possibili. Un arazzo che viene fatto in questo istante, in questo momento, da miliardi di mani. Quante sono gli abitanti del pianeta? Ovviamente alcune di queste mani sono più forti, tengono in mano più fili, ma insieme, come dicevamo all'inizio, se siamo coesi possiamo dare un contributo importante, sia come queste regioni verso il resto del paese, sia come paese verso il resto d'Europa. A me viene in mente, quando penso al futuro, alla visione che ci ha dato Sant'Agostino nelle Confessioni. Non esistono tre tempi, non c'è il passato perché non c'è più il passato, non esiste il tempo passato perché non c'è più, non esiste il tempo futuro perché non c'è ancora, esiste solo il tempo presente. Però c'è il presente del passato, che è la memoria, il presente del presente, che è la visione, e il presente del futuro, che è l'attesa. Questo ci insegna Sant'Agostino. E penso che sia importante disegnare politiche guardando a quelli che incarnano il futuro oggi e che sono i giovani. Grazie dell'attenzione e speriamo di avervi dato qualche suggestione. Tanto se non funziona. Siamo noi che ringraziamo la Fondazione Nord-Est e nel frattempo ci ha raggiunti il governatore del Veneto Luca Zaia, che accogliamo con un applauso. Io passo la parola per l'introduzione della tavola rotonda al collega Gianfranco Refosco, segretario generale della CIS del Veneto. Grazie, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io penso che l'introduzione di Luca Paolazzi e Gianluca Toschi, che ringrazio davvero per la disponibilità, abbia messo sul tavolo alcune delle grandi variabili strategiche sulle quali serve intervenire per costruire il futuro, i futuri dei nostri territori. Allora, prima di dare il via alla tavola rotonda, al dialogo fra Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e Luigi Sbarra, ai quali assegniamo il compito oggi di individuare e tracciare quelle che sono le azioni principali da mettere in campo per affrontare questo scenario di grande cambiamento e di grande incertezza. Vi consegno alcune riflessioni e alcune domande che abbiamo condiviso con Alberto Monticco, a cui rivolgo anch'io un affettuoso saluto. Devo dire che è stato lui ad avere l'idea di questo incontro ancora più di un anno fa e ci teneva molto, quindi spero davvero che i motivi che lo tengono lontano da qui si risolvano presto
al meglio. Insieme abbiamo scelto 3 concetti per questo incontro: tendenze, transizioni e attrattività. 3 concetti che ci aiutano a dare una chiave di lettura alle sfide che abbiamo per lo sviluppo, per garantire prosperità, equità e sviluppo ai nostri territori. Le tendenze di cambiamento, alcune sono state presentate anche dalla Fondazione Nord-Est, costituiscono una sorta di inerzia rispetto ai fenomeni principali dal punto di vista sociale ed economico, inerzia che in qualche caso va rafforzata per rendere questi processi più efficaci, in qualche caso invece va contrastata. Abbiamo visto alcuni dati, per esempio, sui flussi negativi dal punto di vista demografico. Le transizioni invece, sono di diverso tipo, non possiamo più parlare di una transizione ma di più transizioni. L'Unione Europea nel suo recente report di previsione strategica per il 2022 parla di twin transitions, di transizioni gemelle, mettendo insieme le criticità e le potenzialità della transizione tecnologica e di quella ambientale, come 2 fattori grandissimi di impatto, soprattutto per il mondo del lavoro. Le transizioni, che ci piaccia o no, sono dei dati di fatto, cioè le stiamo attraversando, e il fatto che si chiamano transizioni ci dice da dove siamo partiti, ci dice il processo, ma non ci dice molto chiaramente quello che sarà il punto di arrivo. E quello che contraddistingue l'impegno nostro come sindacato è che queste transizioni siano transizioni giuste, soprattutto per i cittadini, soprattutto per chi ne sarà direttamente coinvolto, come i lavoratori e come le imprese di interi settori produttivi. L'attrattività, infine, è uno degli elementi chiave, emergeva già dalla relazione anche questo, per determinare la forza di un territorio. Nel mondo di oggi, lo capiamo benissimo, la competizione globale non si gioca più fra imprese, ma si gioca fra sistemi territoriali. I sistemi territoriali più attrattivi saranno capaci di attrarre appunto più risorse umane, finanziarie, intellettuali per competere, per affermarsi. Quelli meno attrattivi perderanno progressivamente importanza. E quindi, rispetto a questi 3 grandi concetti, la domanda che ci siamo posti per arrivare ad oggi è questa: è possibile iniziare a pensare, rispetto a queste grandi sfide, delle misure di intervento a carattere sovraregionale? E questa domanda ce la facciamo come comunità sindacale del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, perché siamo 2 territori differenti, però moltissime di queste tendenze, di queste trasformazioni impattano allo stesso modo. E allora vorremmo ragionare, vorremmo oggi dare questo spunto per la riflessione, soprattutto su 2 priorità che vediamo e che sono state già accennate nelle riflessioni precedenti. Una delle priorità è questa: una delle tendenze che sono in atto e che si caratterizza con motivazioni demografiche, migratorie e sociali è quella della presente e futura sempre di più carenza di giovani. Ce ne sono e ce ne saranno sempre meno nel prossimo futuro. È nato con questo governo un ministero che ha anche l'obiettivo di invertire la tendenza sulla natalità, però è chiaro che un'inversione di tendenza sulla natalità dà i suoi risultati fra 20 anni, fra 25 anni, dal punto di vista del cambiamento demografico. Nel frattempo la demografia è già chiara da questo punto di vista e anche il mercato del lavoro ne risente. Il saldo migratorio, l'abbiamo visto, per quello che riguarda i giovani e le alte professionalità e competenze nella nostra regione, è un saldo migratorio negativo. Quindi le domande sono: quali sono le misure da poter mettere in campo in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, anche insieme? Primo, per convincere i giovani a investire professionalmente in questo territorio. Qui dietro serve un'analisi del perché si sceglie di spostarsi. Seconda questione: come combattere, anche se sono 2 regioni virtuose rispetto alla media italiana, però c'è anche qui il fenomeno dell'abbandono scolastico, che è un preludio sicuro a un avvenire lavorativo precario. Come rilanciare il collegamento fra la scuola e il lavoro, che per noi è fondamentale, privilegiando soprattutto percorsi di alternanza, percorsi duali di interscambio fra il percorso professionale e quello lavorativo.
e come possiamo rendere questi territori più attrattivi non solamente per rallentare la fuga di chi va via, ma anche magari per attrarre talenti e intelligenze da altre parti d'Italia e da altre parti d'Europa. La seconda priorità è questa: nei posti di lavoro del Friuli Venezia Giulia e del Veneto stiamo già cominciando a misurare i rischi occupazionali delle transizioni, soprattutto di quella ambientale, e anche gli effetti delle misure adottate per combattere il riscaldamento climatico. Sono fenomeni che metteranno in discussione intere filiere produttive e che invece magari potranno consentire di costruirne di nuove di filiere produttive, considerando anche la maggior distanza sempre di più fra le filiere di produzione internazionale e globale. Allora le domande qui sono: come accompagniamo le persone, come garantiamo l'accompagnamento delle persone che sono investite da processi di cambiamento che metteranno in discussione tante certezze? Persone che hanno magari percorsi lavorativi lunghi e la cui impresa, il cui settore produttivo verrà impattato dalle transizioni climatiche. La formazione permanente da questo punto di vista non è più un'opzione, ma dovrà diventare la norma. Allora l'altra domanda è: come ridisegnare i cicli formativi? Non possiamo più pensare a una vita in cui ci si forma nella prima parte della vita e si lavora il resto della vita. Serviranno sistemi diversi che mettano in discussione anche i sistemi formativi esistenti. E da questo punto di vista, siccome sono cambiamenti che non arriveranno, sono già arrivati, sono già qui questi cambiamenti, è possibile pensare anche a dei gruppi di lavoro congiunti fra le due regioni che anticipino i cambiamenti in arrivo e che permetta di governare questi cambiamenti e anche di cogliere le opportunità positive delle transizioni? Ecco, con queste domande, con queste riflessioni possiamo aprire la seconda parte di questo incontro, e quindi io cedo la parola a Barbara Ganz, giornalista del Sole 24 Ore, che ringraziamo per la disponibilità e che condurrà il dialogo fra i principali protagonisti dell'incontro di oggi. Buon lavoro. Grazie. Allora, una seconda parte appunto di questa giornata per entrare nel merito di questo progetto per lo sviluppo del Nord-Est che si va delineando, e per entrare appunto nel merito di quelle 3 parole che vediamo citate lì. Mi raggiungono i 2 presidenti, Veneto Luca Zaia, Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, e il segretario generale della CISL Luigi Sbarra. Vi sottraggo alla vostra... Eccoci. Come volete, io mi metto laterale così vi vedo se qualcuno fa un cenno di qualche tipo, ma insomma liberamente. Parto dai 2 presidenti che vedevo già discutere in platea, perché non è molto che voi vi siete incrociati. Anche, Stavo insomma... parlando della terza corsia, a dire la verità. Ecco. Che è una delle domande, visto che prima anche il sindaco parlava di infrastrutture e collegamenti. No, parto da voi perché appunto da quello che si dice vi siete visti anche recentemente e il dialogo su questo progetto comune per il Nord-Est è già iniziato. Vi chiedo conferma di questo, parto da lei, e soprattutto vi chiedo da dove partire. Beh, ma con Friuli Venezia Giulia e Veneto, penso soprattutto almeno da quando sono presidente di regione, abbiamo cercato da subito di sviluppare le opportunità nel contesto del Nord-Est. Devo dire che abbiamo coinvolto per esempio anche l'Emilia Romagna in un progetto turistico che vogliamo sviluppare insieme, quindi Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, anche per superare anche le bandiere di parte, perché pensiamo che quando c'è da dare risposte ai territori dobbiamo creare opportunità e non essere di parte, ma dall'altro sicuramente la parte logistica penso rappresenti una delle opportunità. E se permettete io condivido moltissimo quanto è stato detto dal sindaco Ciriani. Sul PNRR, sulla parte di investimenti, dobbiamo renderci conto che è cambiato totalmente il contesto nel quale il PNRR era stato scritto.
Quindi non vuol dire stravolgerlo, ma fare le correzioni necessarie sì. Oggettivamente oggi vediamo delle distonie rispetto alle esigenze che il Paese Italia rispetto al testo PNRR, a quanto è stato comunicato d'Europa, a cui penso che come sistema Paese, le istituzioni, le regioni, il governo nazionale, nel confronto con l'Europa debbano porvi rimedio. Presidente Zaia, non è una domanda mascherata sull'autonomia, però siccome il dialogo parte dagli elementi di vicinanza che ci sono tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, quindi anche la struttura produttiva per esempio, ma non solo, ci sono anche delle differenze. Allora, quella partita adesso si giocherà. Realisticamente, quali sono i terreni su cui si può già cominciare invece a lavorare e a incidere, data anche questa differenza che insomma c'è? Intanto grazie per l'invito, ringrazio il segretario Sbarra, Gianfranco Refosco che mi avrà chiamato 200-300 volte, quindi grazie e grazie a tutti voi. Saluto l'amico Massimiliano Fedriga. Diceva rispetto all'autonomia. Quello che si può fare aspettando che quella partita si giochi. Io penso una cosa, intanto che questo governo, per la colorazione politica che ha, per la genesi che ha, non ha alibi. Nel senso che il progetto d'autonomia dalle mie parti cuba più o meno 2.273.000 veneti che hanno votato per l'autonomia. 5 anni. 5 anni fa, il 22 ottobre trascorso, abbiamo avuto confronto segretario con 5 governi diversi in 5 anni ovviamente, 5 presidenti del Consiglio diversi. Guarda, l'autonomia non è la secessione dei ricchi, non è un atto di egoismo, è dar compimento ai dettami dei padri costituenti, perché lo stesso Einaudi a fine del 47, perché la Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio 48, nel presentare la Costituzione diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta. Quindi l'autonomia è un'assunzione di responsabilità. Cioè, questo è un paese che ha un'ossatura, un'organizzazione medievale, e se continuerà così porterà i libri in tribunale. Allora, o andiamo a guardare i conti seriamente, cercando di dire ai cittadini che noi siamo tutti legati a doppio filo, non è che il nord spicca al volo e il sud va alla fame, perché c'è la vita di uno e la vita dell'altro e viceversa. Cosa possiamo fare? L'operazione di avvicinamento è quella dell'efficienza amministrativa. Io e Max l'abbiamo dimostrato, e assieme ad altri colleghi, penso a Stefano Bonaccini, a Attilio Fontana, un po' tutti, insomma, a Emiliano, cioè il tema, e potrei citarli tutti, abbiamo dimostrato che quando c'è una competenza che tu gestisci perché è tua, la sanità, abbiamo dimostrato che se non fosse stato così durante il Covid sarebbero stati veramente problemi. E quindi penso che quella spontanea propensione all'efficienza amministrativa sia la vera operazione di avvicinamento. Faccio un esempio. In Veneto noi, senza spendere un centesimo in più, abbiamo deciso che le signore che avevano un cancro al seno avessero il diritto di avere le breast unit, che significa le unità senologiche che prendono in carico la paziente e l'accompagnano in tutto il percorso, e che i team operatori siano adeguati alle linee guida internazionali e facciano almeno 150 seni in chirurgia all'anno. C'è stata un po' di rivoluzione perché io avevo ereditato una chirurgia molto più generalista, però oggi il 95% delle donne in Veneto ha un risultato positivo della cura del cancro al seno. Il che vuol dire che a me spiace che chi non è efficiente questi dati ancora non ce li abbia, ma non bisogna spendere di più, bisogna essere efficienti, quindi credere in queste cose. Segretario Sbarra, c'è uno spazio per collaborazioni fra territori vicini e con appunto delle affinità per creare un modello positivo che poi magari si può anche replicare altrove o esportare, no? Sì, intanto buonasera, fatemi ringraziare anche a nome della segreteria confederale Alberto Monticco, Gianfranco Refosco, le due belle grandi comunità della CISL del Friuli e del Veneto per questa giornata e per questa opportunità, oltre che ovviamente ringraziare per la presenza il Presidente Fedriga e il Presidente Zaia, i relatori che hanno animato questa bella ricerca. Io penso che ci sono condizioni oggi assolutamente favorevoli per migliorare la sinergia e la collaborazione. Del resto
siamo in territori, siamo davanti a due regioni che, pur avendo diversità sotto il profilo, diciamo, istituzionale, hanno molte affinità, molte simmetrie per quanto riguarda la specificità e le tipicità di filiere economiche, produttive, e poi secondo me c'è anche da valorizzare questa bella esperienza che è stata maturata in tanti anni di relazioni sindacali responsabili, partecipative. Io penso che sono condizioni queste che possono determinare una collaborazione per trovare e ricercare insieme alle parti sociali prospettive di crescita e di sviluppo. Ci sono oggi, si diceva, straordinarie opportunità, c'è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, però anche se molte volte l'attenzione cade su questa prospettiva, vorrei aggiungere che tutto ci mancherà nei prossimi anni tranne che le risorse, perché ne avremo da spendere di troppe. Ci sono le risorse del Next Generation, ci sono le risorse della nuova riprogrammazione dei fondi strutturali del settennio 21-27, cominciamo a registrare qualche ritardo, ci sono da spendere le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Quindi il tema è costruire insieme dinamiche di crescita e di sviluppo. Oggi il Paese riesce a superare le sue condizioni di emergenza se fa leva sulla prospettiva della crescita, sullo sviluppo sostenibile, sul rilancio degli investimenti pubblici e privati, se sosteniamo insieme il cammino delle riforme che mancano da tanti anni e se insieme riusciamo a fare un potente intervento e investimento sul capitale umano, perché abbiamo da affrontare questo inverno demografico, ma c'è da scommettere, speriamo positivamente, su tutto ciò che negli ultimi 20 anni è mancato alle tante riforme del lavoro, e cioè una vera grande prospettiva sulle politiche attive, sulla formazione, sulla riqualificazione, sulla crescita delle competenze. Chiudo. Solo su questo pezzo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione per i prossimi 5 anni 5 miliardi e 500 milioni. Significa parlare di goal, significa rilanciare il sistema duale, il Fondo Nuove Competenze, ma anche, se mi consente, una nuova prospettiva del rapporto tra collocamento pubblico e collocamento privato. Vedo tanta ideologia su questo tema, vedo tanto agitarsi come se, diciamo, la virtù salvifica del nuovo mercato del lavoro è quello di riaprire la discussione sull'articolo 18 o sulla reintegra, non capendo che invece la vera tutela della persona oggi nel mercato del lavoro si chiama formazione. Formazione, formazione. Anche questo serve sostenere in queste due importanti regioni della comunità nazionale. Capitale umano, dicevamo, quindi da sostenere. Leggere, però, sentire prima nella ricerca che i giovani, che non c'è un paese che maltratta i giovani come l'Italia, insomma, fa un certo effetto. Aggiungerei che spesso li offende anche, perché alla fine tutte le responsabilità di non voler lavorare il weekend o queste cose qui vengono scaricate proprio sui giovani. Che cosa si può fare dal punto di vista dell'attrattività di un territorio per chi nasce qui, studia qui, magari fa un periodo all'estero e si chiede se rimanere o no, ma anche per chi magari potrebbe arrivare da altre regioni, anche vicine? Beh, sicuramente la ricerca che abbiamo visto è molto interessante, utile anche per fare una valutazione sulle azioni politiche da portare avanti, però vorrei ricordare anche i numeri degli ultimi anni, perché arrivava il 2019. Voglio ricordare che l'Italia nel 2021 è stato tra i paesi che è cresciuto di più in Europa. È vero che negli ultimi decenni è stato quello che è cresciuto di meno, è altrettanto vero
che tutto il processo post-pandemico dal punto di vista economico, il nostro paese, perché ogni tanto bisogna anche parlare bene di noi stessi, è stato quello in grado di coglierlo meglio di altri paesi europei, anche di partner importanti europei. Su questo voglio ricordare che il secondo trimestre 2022 il Friuli Venezia Giulia è la regione che rispetto al 2019 è cresciuta di più in termini di occupazione in tutta Italia. È vero che il paragone non bisogna farlo solo con l'Italia, ma visto i numeri dell'Italia di allora penso che sia anche buoni numeri europei, e abbiamo il più alto numero di occupati da quando esistono le rilevazioni Istat. Quindi dobbiamo avere la consapevolezza dei nostri punti di debolezza, ma anche dei punti di forza che possiamo ovviamente esercitare e rafforzare in questo momento. Noi abbiamo cercato di mettere in campo le misure, penso gli ITS, insieme a tutto il mondo industriale, che stanno dando ottimi risultati, penso che qui Pordenone sia un ottimo esempio, proprio per riuscire a mettere insieme il mondo del lavoro con l'offerta che possiamo dare a chi cerca occupazione. Oggi un problema vero è quello della mancanza di forza lavoro. Se noi vediamo oggi nelle nostre imprese, era un processo partito qualche anno addietro, in particolar modo nel turistico ricettivo per i lavori stagionali, oggi è diventato un problema generalizzato del nostro sistema produttivo, che penso sarà un problema serissimo di crescita da qui ai prossimi anni. Secondo, io penso che ai giovani, per trattenerli qua, noi dobbiamo essere molto... banalizzare e dire ai giovani in realtà noi dobbiamo offrirgli occasioni di lavoro stimolanti, con anche, essendo attrattivi di grandi realtà del mondo, penso della ricerca, del fattore. Noi ad esempio come Friuli Venezia Giulia abbiamo lanciato la scorsa legge di bilancio, quindi meno di un anno fa, un fondo specifico per attrarre multinazionali proprio del farmaco, a proposito della ricerca che dicevo prima. Noi quest'anno abbiamo già siglato il protocollo, stiamo già collaborando, hanno lavorato 8 mesi, oggi è partito, con Novartis, che ha deciso di venire in Friuli Venezia Giulia, abbiamo altre 2 multinazionali, di cui per eleganza non faccio il nome finché non scriviamo, però che vogliono venire in Friuli Venezia Giulia a fare ricerca e creare opportunità anche per start-up ed altro. Penso queste siano iniziative perché i nostri giovani vanno all'estero, non perché, almeno dal nord-est sto parlando in particolar modo, non perché non ci sono occasioni occupazionali, ma perché cercano un'esperienza formativa, professionalizzante che guardi al mondo internazionale. Devo dire che se vanno qualche anno all'estero e se qualcuno dall'estero venisse un po' in Italia, per me sono esperienze che fanno crescere i nostri ragazzi. L'importante è non perdere quelle esperienze per poi invece lasciarli all'estero, come giustamente veniva detto, e non riusciamo a riportare almeno una parte di queste ricchezze intellettuali nel nostro territorio. L'importante appunto è che in qualche modo rientrino e No, trovino infatti, delle siccome è un opportunità. percorso, però voglio dire, dopo nella compensazione, adesso ci sta che qualcuno vada all'estero, magari trovi l'amorosa e vada a vivere là. Sarebbe bello che anche dall'estero noi riuscissimo ad essere ancora maggiormente attrattivi e quindi che ci fosse questo scambio di cervelli che può sicuramente portare una ricchezza anche professionale al nostro territorio. Allargo al Presidente Zaia il tema degli ITS perché tutte e due le regioni stanno lavorando molto su questo tema, ce ne sono sempre di più, sono molto radicati, gli indirizzi si stanno ampliando, c'è la volontà di crescere ancora e magari di creare delle collaborazioni? Ma decisamente sì, lo ricordava anche e lo ricorda spesso anche il vostro segretario Refosco rispetto al Veneto. Vorrei ricordare che il Veneto è una situazione atipica rispetto alla formazione professionale. Noi abbiamo costantemente 20.000 ragazzi nella formazione professionale che assolvono l'obbligo formativo nelle nostre scuole di formazione professionale. Ma del resto non poteva che essere così. Se pensate, il modello di sviluppo del Veneto non è un modello di sviluppo fordista, no? Non è che ti entra la verga di ferro e esce l'auto. Da noi c'è il distretto industriale diffuso, l'80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi quell'osmosi con la formazione, lo diceva prima il segretario Sbarra, per noi è vitale, anche perché noi siamo i cinesi della situazione, nel senso noi vediamo, rubiamo l'idea, creiamo, facciamo ricerca in azienda. Del resto qualcuno, spesso i giornalisti stranieri mi dicono ma perché il Veneto ha 600.000 imprese? Noi facciamo 180 miliardi di PIL. E io dico guarda, perché un ragazzo qui, intanto i ragazzi da noi nascono e pensano di farsi la partita IVA, dopodiché vanno dal commercialista e cambiano idea. Però al di là di questo, da noi qualsiasi idea imprenditoriale, anche la più avveniristica, che so uno che si vuole occupare dell'aerospazio piuttosto che di microchip oppure far qualcos'altro, da noi trova.
nell'ultimo miglio, i fornitori, i centri di ricerca, cioè trova tutto. E questo è il guaio che magari hanno i ragazzi di molte regioni del sud che hanno idee stratosferiche, vincenti, ma poi non trovano un substrato per farle crescere queste idee. Quindi questo è uno dei temi. Dall'altro io dico la fuga dei cervelli. La fuga dei cervelli, ne ho parlato lungamente con Fondazione Nord-Est, che ringrazio, che sono sempre puntuali. Fra l'altro noi stiamo finanziando uno studio proprio su questo e ne ho parlato anche questa mattina a Vicenza. Allora, se un ragazzo va via per scelta, noi dobbiamo solo dire benvengano queste scelte di formazione all'estero. Se ci va via per necessità, qualche domanda dobbiamo farcela, no? Perché se vuol dire che i conti non tornano. Allora, intanto dobbiamo vedere nello specifico il fenomeno e pesarlo anche da un punto di vista qualitativo, capire cosa sta accadendo, dove sono, che occupazioni hanno, che non siano... Cioè io citavo, lo dicevo a loro, posso dire l'esempio, io avevo un collaboratore, uno dei miei ragazzi, super laureato, super premiato, borse di studio, guadagnava circa, era appena laureato, 1.800-2.000 euro al mese, qualche anno fa, a un certo punto mi dice vado via. Ho detto, se vuoi andare via, per carità, è giusto, i ragazzi giovani cioè, crescono, no? E dopo 6 mesi, un anno, lo vedo in un giornale locale, c'è il titolo 9 colonne, ecco la fine che fanno la fuga dei cervelli. E lo vedo vestito da casaro con una mozzarella in mano. Porca troia, a me non risultava che fosse così sta storia. Dopodiché è andato avanti, ha fatto i corsi di yoga in India, si è aperto una scuola di yoga. Allora, per dire, ragazzo bravissimo, informissima, creativo, ma noi abbiamo venduto un mood fuga dei cervelli, invece quella è una scelta di vita, che è un'altra roba. È un'altra roba. Questo è quello che dobbiamo fare. Dopodiché io direi che noi dobbiamo anche come paese, lo diceva Massimiliano Fedriga prima, evitare di continuare a piangersi sempre addosso, perché lo dico sempre, solo i pessimisti non fanno fortuna. Brutto da dire magari in un momento come questo dove, lo ricordo, il 10% dei cittadini non sbarcano al lunario, cioè vivono alle soglie della povertà, però è pur vero che il mondo non si ferma, noi ci siamo beccati 2 cigni neri che sono il Covid e la guerra. Ne abbiamo visti però nella storia dei cigni neri e di rotte di balle, ma il mondo non si è mai fermato. Se cominciamo costa fissa, finisce veramente che finiamo in un mood negativo. Cioè nel Medioevo, quando aspettavano l'anno 1000, erano tutti convinti di morire e già non lavoravano più, non facevano più niente. Quando è arrivato l'anno 1000, visto che non succedeva nulla, ha detto porca miseria, abbiamo perso tempo. Per fortuna poi è arrivato il Rinascimento, che è l'autonomia. Segretario Sbarra, di che cosa hanno bisogno i giovani, che cosa gli si può dare per dare risposta a questo malessere, insomma, che c'è e anche per uscire da questa contrapposizione un po' tra generazioni? Ma ai giovani noi dobbiamo saper offrire opportunità. Parlando di lavoro, penso che la prima esigenza è quella di costruire percorsi lavorativi improntati alla qualità, alla stabilità. Cioè noi abbiamo la necessità di costruire anche un sistema che possa offrire quanto più possibile lavoro stabile. C'è tanto lavoro povero, c'è tanto precariato e non mi riferisco perché c'è tanta speculazione anche su questo tema, non mi riferisco ai contratti a termine o ai rapporti di lavoro a tempo determinato, necessari per assicurare anche flessibilità nel sistema produttivo. Mi riferisco a tanto lavoro povero che c'è ed è caratterizzato con alcune esperienze, tantissimi stage, tirocini extracurriculari, false partite IVA, cooperative spurie. C'è un fenomeno di cui si parla poco in Italia, è quello degli studi professionali che utilizzando l'esperienza del praticantato tengono in ostaggio centinaia di migliaia di giovani laureati, uomini e donne, a 300-400 euro al mese. C'è tanto part-time involontario, ci sono persone che vorrebbero lavorare di più
e pur lavorando non arrivano alla seconda settimana del mese. Questo fenomeno non lo si risolve con l'illusione del salario minimo per legge, che rischia di destrutturare il sistema delle relazioni negoziali e contrattuali. Una volta tanto che l'Europa ci prende a modello, scrivendo nella direttiva del salario minimo che bisogna imitare ed emulare l'Italia, rafforzando e consolidando la contrattazione, altri ci vorrebbero convincere che noi dobbiamo legiferare per legge seguendo le esperienze peggiori in Europa. Allora, noi dobbiamo affrontare questo tema del lavoro di qualità, della stabilità del lavoro, per rompere questa assurda, odiosa contraddizione tutta italiana. Noi abbiamo 3,5 milioni di giovani cosiddetti NEET, non studiano, non lavorano e non si formano. E contestualmente abbiamo richieste inevase di quasi 500.000 opportunità di lavoro. Noi dobbiamo saldare e sanare questa ferita, che significa per esempio cominciare a ragionare su una forte integrazione tra la scuola, l'istruzione, il sistema degli ITS, la formazione professionale accreditata con le tematiche del lavoro, fare sistema. Io penso che al netto di chi decide volontariamente di andare via per una forma, come dire, volontaria di realizzazione professionale, il nostro obiettivo è quello di trattenere sui nostri territori i nostri talenti. E lo dico da meridionale, soprattutto di questo ha bisogno il Mezzogiorno, che liberandosi e privandosi di tanti giovani rischia di perdere definitivamente la battaglia della crescita, dello sviluppo, che è una battaglia che perderemo insieme come comunità nazionale. Mi ricollego al tema della qualità del lavoro e di tutto quello che ne consegue, perché lì c'è scritto attrattività. E c'è da chiedersi appunto che cosa si vuole attrarre, perché di investimenti, di insediamenti, diciamo, che hanno richiamato grandi numeri anche di occupazione, ce ne sono stati recentemente in Veneto, in Friuli, e non sempre sono andati di pari passo con la qualità del lavoro e dei diritti. Quindi che tipo di attrattività avete in mente? Ve lo chiedo anche perché da osservatrice nelle due regioni c'è qualcosa che si sta muovendo nella stessa direzione, per cui per esempio il Friuli ha appena ospitato il primo forum delle società benefit, di cui ha numeri molto elevati. Il Veneto è stato premiato come territorio ecosolidale, cioè sembra che ci sia un investimento in una certa qualità di chi poi deve arrivare a insediarsi qua. Chi volete attrarre? Beh, intanto chi vogliamo attrarre? Intanto bisogna capire qual è il Paese Italia, qual è la politica industriale del Paese Italia. Noi da tanti anni non abbiamo una politica industriale, dire quali sono le linee di sviluppo. Ed è un problema serio. Noi nel nostro piccolo, come Friuli Venezia Giulia, abbiamo individuato, non per una mia passione personale, come immaginerete, ma cercando di capire quali sono i punti di forza della nostra regione, due principali settori di sviluppo, che sono quello logistico, di cui parlavamo prima, e quello della ricerca. Qui, per motivi storici, fortuiti, abbiamo una fortissima ricerca di base. Per capirci, abbiamo la città di Trieste, che ha il più alto numero di ricercatori rispetto al numero di abitanti d'Europa. Abbiamo esperienze qua, abbiamo il polo tecnologico a Pordenone, abbiamo, adesso non voglio fare elenco, moltissimi ricerca. Quindi questi sono i due fattori che vogliamo sviluppare. Voi capite poi che una logistica forte è attrattiva per tutto il mondo produttivo, perché il sistema logistico, il vantaggio economico del sistema logistico è quello che dà competitività all'impresa che si insedia. All'interno di questo noi abbiamo sviluppato le politiche, prima ho citato alcune, per esempio quella per la ricerca farmaceutica, ma non solo. Noi abbiamo fatto linee dedicate, ad esempio, di finanziamento per chi investe in start-up. Una cosa rispetto a quanto diceva Sbarra che condivido molto, noi ai giovani siccome dobbiamo, scusate, non vuole essere veramente la poesia dell'economia, ma a noi giovani dobbiamo anche permettergli di sognare, di sbagliare, magari anche di fallire.
perché qua c'è il rischio qual è? Che quando, come diceva Luca, quando vai dal commercialista parli, dice la partita IVA non la apro più. È normale che un giovane ci provi, possa anche sbagliare, possa anche non farcela, però quando hanno delle idee, ci credono in quell'idea, dobbiamo dargli la possibilità di provarci a fare quell'idea, perché altrimenti non creeremo mai la vera innovazione con le start-up, con Criscetti. Se andate negli altri paesi europei, ed è vero, o negli Stati Uniti, è ovvio che una startup su 100 ce la fa, 99 falliscono, dopo una che ce la fa magari diventa l'azienda miliardaria, però quelle 99 esistono, appaiata quell'una che ce la fa. Se noi non diamo la possibilità di provarci, anche di sbagliare e di rimettersi in discussione, non riusciremo mai a creare questo tessuto produttivo che funziona. E poi quando dice quali sono le aziende, diciamo, etiche che volete attrarre. Ecco, illudere che noi a prioristicamente abbiamo l'azienda che viene in Italia ed è eticamente perfetta e non farà mai nulla, io non mi illudo. Dobbiamo creare una rete che funzioni anche in caso di difficoltà. L'esempio, vi faccio un esempio, qui vedo il sindaco di Monfalcone Cisinte. C'è stata una crisi, licenziati tutti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una rete insieme al mondo datoriale, insieme alla parte sindacale, insieme alla regione. Noi a tutta quella crisi aziendale abbiamo offerto un'opportunità ad ogni singolo lavoratore di quell'impresa. Dopo c'è qualcuno che è andato in pensione, qualcuno che ha detto di no, ma a tutti è stata offerta un'alternativa lavorativa. Quindi noi non dobbiamo avere paura di chi investe nei nostri territori, ma dobbiamo avere a disposizione quella rete di protezione che anche in caso di crisi, ovviamente serve perlomeno da parte dell'impresa e non come a far trovarsela, confrontarsi con le istituzioni, ma in caso di quelle... In caso di quelle crisi il pubblico insieme a tutti gli attori, perché è un sistema, non può essere l'istituzione che fa tutto, non può essere il sindacato che fa tutto, non può essere la parte datoriale che fa tutto, ma fare una rete in grado di offrire alternative. E sono convinto che i nostri territori sono in grado di offrire le alternative. Dobbiamo rendere strutturali i modi di intervento quando si presentano le crisi, ma non avere paura degli investimenti. Chiudo soltanto dicendo una cosa, perché delle volte quando viene la realtà straniera a investire in Italia dice vergogna, viene la realtà straniera. Quando i nostri vanno all'estero, vergogna, non investono in Italia. E mettiamoci d'accordo, se siamo attrattivi verso le realtà straniere è un punto positivo per i nostri territori. È chiaro che però dobbiamo avere queste reti di protezione perché non dismettano l'impianto e lasciamo per strada lavoratori e know-how. Molto vero, tanto che spesso le aziende straniere che si insediano in Italia hanno, come dire, una qualità del lavoro e di retribuzioni anche spesso più alte proprio per compensare il gap di conoscenza del territorio. Credo che il riferimento fosse comunque anche alle multinazionali, che è un tema trasversale, come dire, che accomuna direi tutte quante le regioni. In Veneto ci sono state anche delle storie a lieto fine, devo dire, frutto di un grande gioco di squadra tra le istituzioni, le stesse multinazionali che poi alla fine si sono messe a un tavolo e non hanno lasciato un deserto dove comunque hanno deciso di non continuare. Questo è un modello che potete magari mettere a punto anche qui, che potrebbe servire anche ad altri territori, perché i casi aperti sono sempre nuovi. Sì, direi che in Veneto abbiamo degli esempi che possono fare storia, fatti assieme al sindacato, al mondo datoriale, e quindi abbiamo sicuramente trattato con chi se ne voleva andare, no? E direi che siamo riusciti a portare a casa a investimenti, siamo riusciti a portare a casa riconversioni in molti casi e soprattutto a salvare i posti di lavoro. Però vorrei dire una roba, che il paese più bello del mondo, che è l'Italia, pensate abbiamo l'80% delle eccellenze culturali, monumentali, monumenti e tutto, è il paese tra i meno attrattivi al mondo. E uno si chiede ma perché? Cioè alla fin fine l'impresa sceglie un territorio che sia attrattivo e che ci sia anche il buon vivere, no? Cioè non è una banalità. Beh, allora ne viene fuori che le imprese che vengono da me, e vi posso garantire che vengono multinazionali sicuramente importanti, sono inquietate da un paese che è l'Ufficio Complicazioni e Affari Semplici, dove una causa civile, che significa business, che significa diritto societario, che significa contenziosi, dura mediamente 7-8 anni. Io ho un imprenditore che ha riempito le pagine di tutti i giornali la scorsa settimana, che ha avuto la sentenza dopo, tenetevi duri, perché stiamo per decollare, 40 anni. No, non è una balla. Cioè questo si ritrova una cava autorizzata su un prato dopo 40 anni. È venuto a trovarmi e mi dice, ho 86 anni, ma la faccio dopo 40 anni. Cioè, capite?
Cioè, no, non svelo nulla di misterioso, ha riempito i giornali. Vabbè dire che gli imprenditori sono tenaci, che ci vuole determinazione, che bisogna vedere il positivo. Ma c'ho 40 anni, siete tanti, ma tanti. Allora capite che farà sorridere, ma noi se dobbiamo diventare solo il parco giochi del mondo, non facciamo business. Allora uno si dice, ma perché la burocrazia? No, adesso guardiamola da cittadini, non da simpatizzanti o associati di CISL o da stakeholders, diciamo, no? Industriali. Guardiamola in faccia. La burocrazia fa rima con democrazia ed è bene che sia così. Però attenzione, dopo un certo limite diventa paralisi. Ve lo dice uno che difende la democrazia senza se e senza ma. Ma noi l'abbiamo talmente estremizzata sta storia della burocrazia. E perché l'abbiamo estremizzata? Allora, fare una bottiglia di vino ci vogliono 46 adempimenti amministrativi. Uno dice, ma io ho fatto una legge sulle quote latte, era bella, soggetto, verbo, predicato, 4 robe, l'ho portata in Parlamento, e Max è un esperto, c'è come i parassiti, un'invasione da cavallette, ognuno ci mette un pezzo di una roba che non c'entra niente con il latte, ci trovi i bulloni dentro, c'è la vicenda degli estetisti, i parrucchieri, di tutto, cioè è tipo un parassiti. Allora cosa succede? Succede che noi legiferiamo oltre misura e un po' c'è un movimento che dobbiamo dirlo, lo dico qui in sede di un sindacato, se questo Paese non rimette al centro il fatto che chi produce ricchezza è un valore per il Paese, finisce male, perché l'odio sociale che si sta diffondendo, e guardate, qua in Veneto si dice che è il paron, però se il paron guadagna, il povero magna. È una banalissima regola della macroeconomia che si può tradurre anche in maniera molto più forbita. Cioè il vero tema, a me preoccupa il conflitto sociale. Mi preoccupa ormai che pur di non vedere lo yacht parcheggiato dell'industriale di turno nei nostri porti, si faccia una legge per farli andare tutti in Croazia, così i nostri lavoratori non lavorano, non c'è più chi spende, ed è uno degli elementi magari simbolici. E quanti italiani sono rimasti contenti? Tutti, perché mandiamo via, ma noi li abbiamo visti i nostri porti svuotarsi, li abbiamo viste le nostre marine svuotarsi. E ve lo dice uno che non ha la barca, ma lo dico perché vedo sempre sta roba. Allora, noi siamo attrattivi, sì, lo siamo in Veneto, lo siamo in Friuli Venezia Giulia, ma per azioni che facciamo noi, perché il Paese oggi non si è dato una direzione. Per dire, noi, in virtù di conoscenze mie personali, siamo arrivati nella fase finale di questa selezione Intel, che significa la fabbrica più grande al mondo di produzione di microchip, investimento 6 miliardi di euro. Io l'ho seguita assieme al Presidente Draghi per 1 anno e mezzo e noi ci siamo buttati, ci abbiamo creduto. Adesso sembra che il territorio selezionato sia il Veneto, ma lì diamo vita a una nuova Silicon Valley, diamo vita, cioè una roba che saranno 4.000, 5.000 dipendenti, ma sono anche un'inezia rispetto a quello che potrà nascere. Capite? Cioè il Paese deve puntare a ste robe, ma quando viene una multinazionale di questo tipo, cioè tu gli devi garantire la protezione. Non puoi dire, vabbè, poi andrai in tribunale e ti dirà che fra 8 o 9 anni ti dirà c'ha ragione il vicino che ha spostato la recinzione, perché queste robe qua non funzionano, in giro per il mondo non è così. Guardate, mi diceva Oscar Farinetti, ho fatto un faccia a faccia l'altra sera, abbiamo presentato assieme il libro, il suo e il mio, diceva, ma noi abbiamo 1/3 degli adempimenti amministrativi per aprire un grande negozio come i miei rispetto agli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti, cioè in Italia ti presenti, saranno anche 1/3 di adempimenti amministrativi, lui li ha anche contati, dice, ma alla fin fine in Italia è una corsa ad ostacoli, devi sempre riuscire ad arrancare. Lui dice, negli Stati Uniti, quando sanno che vuoi fare qualcosa, hanno molte più scartoffie, ma sono tutti che lavorano in squadra perché tu riesca a farlo velocemente. Questo è un paese che la prima riforma di questo paese non è pensioni, il lavoro, cioè tutte le robe che ci vengono in mente, è quella culturale. Se non abbiamo un approccio diverso rispetto a chi vuole investire e cercare di portare ricchezza, non ne veniamo più fuori, portiamo i libri in tribunale. Guardate che noi i conti li vediamo, non sono messi bene.
Segretario Sbarra, nel tema delle multinazionali, tra le sanzioni, il dialogo, qual è la strada che porta ai risultati migliori e che si dovrebbe percorrere? Ma intanto dobbiamo, lavorare su alcune grandi priorità. Se vogliamo essere un paese attrattivo e se vogliamo evitare anche questo assurdo, terribile fenomeno delle delocalizzazioni. Poi ci sono multinazionali che continuano a considerare l'Italia come una terra di conquista, una terra da safari. Arrivano, utilizzano incentivi e risorse e poi comunicano con una mail di notte la chiusura degli impianti. Esperienza Wärtsilä, insegna. Noi non ci rassegniamo, siamo con i lavoratori, con il territorio, consideriamo giusta, positiva questa sentenza del Tribunale che ha annullato. L'auspicio e la speranza che faccia riflettere la multinazionale e che ripresenti un piano industriale diverso, perché noi siamo e continuiamo a sostenere la continuità produttiva, la continuità occupazionale e non ci rassegniamo agli ammortizzatori sociali. Ma dobbiamo costruire le condizioni perché questi territori diventano ulteriormente attrattivi di investimenti nazionali ed esteri. Lo diceva il Presidente Fedriga, lo rafforzava il Presidente Zaia. Bisogna fare alcune cose. Semplificare le procedure della pubblica amministrazione, che non significa deregolamentare, semplificare, costruire un accesso al credito diverso. Qui siamo in aree dove il sistema bancario e finanziario è più clemente rispetto ad altri luoghi del Paese, dove quando un giovane brillante con un'idea creativa si presenta davanti ad uno sportello bancario, il giudizio che si dà e la risposta che si dà non è sulla qualità dell'idea e del progetto, ma di quali patrimoni ha alle spalle. E se un giovane che ha un'idea brillante non riesce a dimostrare che ha grandi patrimoni alle spalle, quell'istituto di credito non gli dà ascolto. Dobbiamo semplificare le procedure della pubblica amministrazione, assicurare un accesso al credito adeguato, rilanciare gli investimenti pubblici e privati. Penso a tutto il tema delle infrastrutture, strade, autostrade, ferrovie, porti, interporti, logistica, intermodalità, messa in sicurezza del territorio. Dobbiamo garantire sicurezza nei territori e dobbiamo costruire, mi ci metto anche io come sindacalista, condizioni più favorevoli sotto il profilo delle relazioni sindacali. Noi dobbiamo, affrontare questo tema guardando a questa complessità. Gli anelli sono tutti concatenati. Ecco perché si può realizzare tutto questo. Vedo una prospettiva oggi molto interessante, mi lasci dire, ma non è retorica, perché ci sono realtà, Veneto, Friuli, dove le istituzioni esprimono un profilo di qualità politica, di qualità amministrativa, di intelligenza e di raccordo con le parti sociali che possono essere presi ad esempio ed emulati sull'intero territorio nazionale. Allargo un attimo il discorso ai vicini di casa, perché fresco fresco di oggi c'è uno studio che arriva dall'Alto Adige e che tratta proprio di come far rafforzare l'immagine dell'Alto Adige come destinazione scelta da chi vuole lavorare. Ci sono 4 punti, ci si parla di formazione e di altro, ma uno di questi punti è alloggio, che è uno dei temi che interessano chi deve scegliere dove insediarsi. Tra l'altro, citando cose molto molto recenti, in queste settimane sia paesi dell'Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia, sia del Veneto, per attrarre medici di base hanno dovuto fare dei bandi prevedendo la disponibilità dell'alloggio e anche dell'ambulatorio.
Lei parlava di credito, c'è uno studio recente che parla di Treviso come città inaccessibile per i giovani, perché davanti a un contratto a tempo determinato con una retribuzione anche superiore ai 2.000 euro al mese, solo una banca su 13 fa un mutuo, per cui poi si entra nel giro degli affitti, la domanda sale, i prezzi salgono e tutto questo. Vi volevo chiedere quale può essere una strategia proprio per la residenza di chi arriva qui, lavora qui e che poi magari se può trovare le scuole, la famiglia, no? Portare la famiglia con sé, non dover quindi magari rientrare, crea delle condizioni di lungo termine. Prima di rispondere alla sua domanda, posso aggiungere una cosa sulla semplificazione? Certo. Perché mi ha stimolato sia Luca Certo. guarda, ovviamente io sono favorevole alla semplificazione, però perlomeno io non chiedo neanche che venga semplificato, ma perlomeno che le norme siano chiare. Oggi il problema non è neanche se sono semplici, è che sono incomprensibili, perché abbiamo norme che si contrastano una con l'altra. Ho una dirigente regionale, che adesso è stata assolta diverse, che ha avuto 3 avvisi di garanzia per fare i dragaggi. Non perché ha rubato, ma perché semplicemente un ente gli diceva no, tu lo puoi mettere là i fanghi, l'altro no, tu devi metterli là, l'altro tu non puoi mettere, risultato 3 avvisi di garanzia. La quarta volta, adesso parliamo di burocrazia cattiva, ma questa dirigente la quarta volta diceva bene tutto, ma il quarto avviso di garanzia non me lo prendo e non firmo. Vuol dire fermare il paese. Quindi la parte normativa che ricordava Luca nell'attività parlamentare, prima di tutto dico, non pretendo neanche che sia semplice, ma vi sembra normale un paese in cui uno vuole agire nella piena legalità e non sa quale sia la legalità? Cioè, questo è un problema drammatico. E scusa, arrivo alla sua domanda, mi scusi. Noi su questo, anche qua sempre nel nostro piccolo, noi abbiamo fatto una norma specifica per attirare i talenti, dove diamo proprio un contributo sia per l'alloggio che per la famiglia a chi decide di trasferirsi in Friuli Venezia Giulia e dare il suo contributo lavorativo e intellettuale nella nostra regione. Abbiamo fatto una norma sperimentale, ci auguriamo possa funzionare, però imitando un pochino anche altre esperienze europee, non è che abbiamo pensato nulla di straordinario. In più, se invece uno vuole aprire un'impresa in Friuli Venezia Giulia, da 4 anni, cioè da quando siamo insediati, abbiamo creato anche un'assistenza per l'apertura dell'impresa. Abbiamo l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa che assiste l'impresa che vuole insediarsi in Friuli Venezia Giulia nei rapporti non soltanto con la Regione ma con tutti gli altri attori istituzionali per cercare, su certe norme ovviamente non possiamo intervenire perché sono nazionali, ma almeno di accompagnare per semplificare la vita all'impresa che decide di investire in Friuli Venezia Giulia. Terzo, abbiamo fatto un progetto che abbiamo finito quest'anno e adesso stiamo rinnovando con Israele per diventare Long Learning Region, quindi offrire una formazione continua che va dall'età ovviamente finita la formazione tradizionale, quindi la capacità di professionalizzarsi e riprofessionalizzarsi. Io parlavo proprio con una realtà del Pordenonese, ma non voglio citarla per non fare troppo pubblicità, però mi dicevano per esempio l'operaio del futuro è quello che non sa usare semplicemente una chiave inglese, ma sa, anche seppur in modo basilare, utilizzare e riprogrammare un computer per mettere a posto la macchina. Quindi la capacità di riprofessionalizzare. E questo riteniamo che la formazione continua debba riguardare anche le fasce di popolazione che hanno finito l'attività lavorativa, perché anche questo garantisce intanto un accrescimento delle opportunità in un territorio e anche la qualità di vita di quelle persone in quel medesimo territorio. E quindi su questo abbiamo cercato di lavorare. Sono progetti, e chiudo veramente, che guardano agli anni, non ai mesi, perché un altro problema del nostro Paese, noi dobbiamo finirla di pensare cosa fa il politico nei primi 100 giorni di mandato. Nei primi 100 giorni di mandato, sapete cosa ha fatto il Presidente di Regione? Ho capito dove sono. Cioè dobbiamo finirla con questa banalizzazione. Noi dobbiamo incominciare a fare progettazione di lungo respiro e anche pensare quello che consegniamo a chi sarà dopo di noi, non semplicemente a quanti nastri tagliamo prima del prossima tornata elettorale, altrimenti avremo sempre una visione di piccolo respiro. Chiudo veramente, quando sono andato in Israele per questo progetto c'è una città che si chiama Modin, che è una città progettata ormai 22 anni fa tra Tel Aviv e Gerusalemme. Loro 22 anni fa hanno deciso come sarà dopo 20 anni quel territorio, quali quartieri vi saranno sviluppati, quanti abitanti dovrà avere, e adesso hanno riprogrammato i prossimi 20 anni. Non pretendo di diventare come Modin, ma anche di non ragionare a step di 6 mesi, perché intanto il governo nazionale cambia e si ricomincia sempre da zero.
Presidente Zaia, questi appunto esperimenti fatti sul territorio di attrattività, mettendo a disposizione anche quello che serve a chi arriva, come per esempio appunto la casa, sono destinati a moltiplicarsi anche in Veneto, ad avere magari una struttura un po' più ampia? Noi abbiamo 5 milioni di abitanti, c'è da dire che se il problema dell'attrattività, diciamo, è strettamente legato ai costi della casa, vuol dire che lo stipendio non è adeguato al costo della vita. Cioè, questo è il vero tema e penso che questo è un tema che deve essere risolto. Non possiamo scaricare tutti i costi sulle imprese, perché è ovvio. C'è il grande tema del cuneo fiscale, della fiscalità, c'è il tema di riassettare gli equilibri all'interno del processo produttivo, dove ovviamente il lavoratore è una figura strategica, questo poco ma sicuro. Cioè, noi che abbiamo l'80%, come dicevo prima, delle imprese che ha meno di 15 dipendenti, abbiamo lavoratori e datori di lavoro che vivono la sfida fianco a fianco. Cioè, nel nostro Veneto non si conosce il conflitto sociale all'interno delle imprese. Detto questo, io penso, rispetto anche a quello che diceva Massimiliano Fedriga prima, penso che sul fronte dell'attrattività, ok, si potrebbe fare ancora di più, però considerate che noi siamo l'unica regione d'Italia dove non si applica l'IRPEF, per cui non preleviamo 1.179 milioni di euro all'anno dalle tasche dei veneti, e avendo un po' l'illusione che queste risorse vengano reinvestite poi, no? Dico anche che rispetto a quello che diceva della certezza del diritto, forse questo è un grande limite, per tornare all'argomento di prima dell'attrattività. Cioè, un paese che non ha la certezza del diritto rischia di non avere futuro. Cioè, un paese che non ha la certezza del diritto rischia di non avere futuro. Dopodiché, questo esempio di Israele ci fa anche dire un'altra roba: l'avranno fatto senza i comitati, immagino, tutto questo progetto. Perché guardate, io che ho portato le Olimpiadi in Veneto, devo discutere tutti i giorni con comitati che mi spiegano che ho fatto male. Cioè, adesso io non so, allora, se ti preoccupi della tua regione, fai male perché ti preoccupi. Se non ti preoccupi, sei un lavativo. Però guardate che anche il tema del confronto sociale, che è sano, è il sale della democrazia, ma a un certo punto deve avere un limite, perché se il gioco è quello sempre di andare ai tribunali, poi ti ritrovi 3-4 avvisi di garanzia. Guardate che l'amministrazione in autotutela, che è ormai presente nei nostri enti, penalizza l'economia, perché quando io ho avuto casi di funzionari che guadagnano 1.400, 1.500, 1.600 euro al mese, che si sono ritrovati cause civili da 5-6 milioni di euro di risarcimento, che sono cause ovviamente fatte per intimorire, perché purtroppo bisogna anche dirlo, questi non firmano più niente, ma se non firmano i procedimenti non vanno avanti e quindi non si arriva mai a dare risposte alle imprese e ai cittadini. Quindi anche su questo, poi lasciatemelo dire, in un momento in cui si va a formare un nuovo governo è fondamentale che si decida se le istituzioni debbano essere protette e accompagnate dalle altre istituzioni dello Stato oppure no, perché se noi dobbiamo avere, ogni volta che facciamo una firma, il pensiero che qualcuno non ci venga a impugnare, cioè, capite, cioè, la Corte dei Conti piuttosto che una procura, io non mi posso lamentare, però dico, la Corte dei Conti piuttosto che una procura o un altro tribunale, il tribunale amministrativo, cioè, se facessimo un lavoro di squadra, visto che siamo tutte istituzioni dello Stato, riusciremo a produrre molto di più, invece noi ce l'abbiamo sempre come controparte e questo non aiuta a fare veloce e soprattutto è un freno nelle amministrazioni, guardate che pesa sempre di più. Faccio un ultimo passaggio con voi due prima di affidare le conclusioni. Vi chiedo una risposta veloce perché siamo giusto ai limiti del tempo, ma abbiamo citato, no? Siamo freschi di nuovo governo. E c'è questo dibattito iniziale sul fatto che c'è un Ministero del Mare, ma non qualcosa di analogo per la montagna che è ampiamente rappresentata in queste due regioni, ma che comunque a livello nazionale è il 35% del territorio, è superiore anche alla pianura e il resto è a collina. È un'istanza che si può portare e che magari può cogliere anche i segni di innovazione, di dinamicità che arrivano dalle montagne, perché ci sono un sacco di sperimentazioni positive. Io non ho visto, devo dire la verità, e me ne scuso, non ho visto le deleghe assegnate nel Consiglio dei Ministri. Il governo uscente aveva all'interno del Ministero del Dipartimento degli Affari Regionali la delega alla montagna, su quale appunto si è lavorato appunto per una norma.
anche su questo l'importante è dare risposte alla montagna, che oggettivamente vive uno spopolamento importantissimo, e quello che continuo a dire, lo spopolamento della montagna dopo lo paghiamo tutti. Cioè non è soltanto una questione di poesia, difendiamo la nostra montagna, è anche una questione economica. Abbandonare un territorio vuol dire penalizzarlo. Devo dire oltretutto che soprattutto post-Covid, per esempio il richiamo turistico della montagna sta avendo un incremento enorme, perché sta cambiando il tipo di turismo che chiedono anche chi viene dall'estero. Penso a tutta la parte delle ciclovie. Noi abbiamo presentato e anzi approvato il primo piano regionale nazionale delle ciclovie, mettendo in collegamento tutta la regione. Sono una serie di opportunità che si possono creare e quindi creare economia. Ecco, la cosa che non potrei sopportare è guardare una politica per la montagna come dire diamo un assistenzialismo alla montagna. Noi in realtà dobbiamo creare opportunità di economia sulla montagna. Possono esserci degli aiuti tampone, ma dobbiamo anche in questo caso, come dicevo prima, guardare in prospettiva. Come possiamo sviluppare l'economia? Quali sono le opportunità perché la montagna può autosostenersi? Pensare di tenerla sempre al gioco, la montagna, dicendo hai bisogno dell'aiuto o del contributo per sopravvivere, vuol dire ammazzarla. E capisco che sia molto più facile, anche in questo caso elettoralmente, tieni il contributo, arrivederci, grazie. Forse però dobbiamo avere anche in questo caso una visione prospettica, perché da altre parti del mondo, oltretutto la montagna, e soprattutto dove magari non hanno tutte le nostre ricchezze che diceva Luca, rappresenta un'opportunità enorme. Facciamolo anche noi, ce l'abbiamo, perché non utilizzarla al meglio e dare nuove opportunità a un'area del territorio che, come giustamente diceva lei, rappresenta una fetta importante delle aree nazionali. La montagna veneta? Noi la difendiamo la nostra montagna, abbiamo una delle due province totalmente montane in Italia, perché c'è Belluno e Sondrio, no? Abbiamo il patrimonio dell'umanità, che sono le nostre Dolomiti. Io penso che la delega comunque ci voglia, che ci sia quantomeno anche una carta intestata che aiuta un po' di più a inquadrare il problema. Dopodiché direi anche di non fare il cattone, cioè noi abbiamo sempre stata tendenza a fare il cattone e il censore, no? Cioè lasciamoli anche lavorare, perché vedo che ormai stiamo discutendo anche delle doppie punte, cioè lasciamoli lavorare. E sulla sovranità alimentare sono tutti i miei discepoli, avete capito? No? No, nel senso, io ho fatto un libro nel 2009, ho sempre parlato di sovranità alimentare, penso che sia stata una buona scelta, che non è una visione strana, è l'idea che, tra l'altro, Macron l'ha messa in piedi questa operazione 7-8 mesi fa, ricordo. Se andate a guardare le mie dichiarazioni su internet la trovate penso un migliaio di volte. Il vero tema è che questo paese, nonostante la bilancia import-export sia positiva, cioè nel senso che esportiamo più di quello che importiamo, e ora qualche fenomeno dice ma perché Zaia parla di sovranità alimentare o di autosufficienza alimentare? Perché io vado dicendo che se venisse un altro cigno nero che ci obbliga a mangiare quello che produciamo, non la sfanghiamo. Perché quelli che guardano i numeri li devono anche capire, perché se io importo cosce di maiale dall'Olanda e le trasformo in prosciutto crudo, cioè il valore aggiunto aumenta. Quindi se facessi solo import-export sulle cosce di maiale sarei in positivo, ma questo non vuol dire che me le ho prodotte io le cosce di maiale, qualcun altro li ha allevati quei maiali. Quindi attenzione, perché sul fronte dei cereali noi siamo carenti. Attenzione, perché l'Europa sul fronte del set aside e quindi di pagare per non coltivare ha sbagliato tutta la programmazione. E vi ricordo che dopo 2 cigni neri, Covid e Ucraina, e poi chiudo, è il caso, anche se tutti dicono ma Zaia sbaglia a dire perché non funziona così, secondo me funziona così. Il negoziato del PNRR prevede l'articolo 21 la possibilità di rinegoziare la destinazione delle risorse in virtù del fatto che ci possono essere cambiamenti epocali. Se una guerra e una pandemia non sono cambiamenti epocali, io non so cosa dobbiamo attenderci per poter modificarlo. Noi abbiamo capito che abbiamo una grande opportunità, che sono questi 230 miliardi di euro, ma li dobbiamo destinare all'occupazione, li dobbiamo destinare al recupero di questa parte di popolazione che vive le soglie di povertà, li dobbiamo destinare ai giovani, insomma abbiamo le idee chiare. Abbellire i guardrail dei borghi più belli d'Italia serve, ma viene dopo.
Segretario, proviamo a trarre allora le conclusioni, perché da un lato ci sono appunto una quantità di cigni neri abbastanza inusuale e che costringono a pensare all'immediato. Dall'altro c'è la necessità, no, si diceva, di guardare a una prospettiva di lungo periodo, perché ci sono cambiamenti che non si fanno in breve tempo. Come possono viaggiare insieme le due cose? C'è il rischio che, come dire, l'emergenza faccia dimenticare lo sguardo più di lunga durata? Sì, c'è un terzo cigno nero ai due che indicava il Presidente Zaia, pandemia e guerra, che è quella della crisi energetica, che significa intanto governare l'emergenza. Io penso che uno dei problemi che il nuovo governo ha davanti è quello di costruire prima della legge di stabilità un nuovo decreto aiuti che sostenga famiglie, lavoratori dipendenti, pensionati e anche il sistema delle imprese. Abbiamo segnali un po' preoccupanti, circa 120.000 aziende possono rallentare la propria attività o peggio chiuderla, con ricadute devastanti sulla tenuta dei livelli occupazionali. Quindi governare l'emergenza. Questa escalation dei prezzi energetici che è ancora più forte per effetto dell'aumento dei beni alimentari, di un'inflazione che viaggia al 10% e il rischio di una nuova recessione. Questo significa da un lato chiamare in causa l'Europa, finalmente dopo tanta discussione, qualche apertura e qualche disponibilità, anche se temporanea, limitata nel definire un tetto massimo e calmierato al prezzo del gas comincia ad arrivare. Bisogna ragionare in Europa su un nuovo recovery energia che aiuti gli Stati membri a recuperare quanto più possibile autonomia energetica. In Europa bisogna fare un'operazione di tassazione sui profitti delle grandi multinazionali energetiche, dell'economia digitale e della logistica, che anche in anni di crisi e di emergenza hanno continuato a fare affari d'oro. E poi c'è un quarto tema che bisogna affrontare in Europa. Così come avvenne nel 2020 bisogna rifinanziare un fondo, SURE, che tanto sostegno ha dato per tutelare, salvaguardare il lavoro e assicurare prestazioni sociali a chi ha rischiato di perdere l'occupazione. Quindi serve una prima risposta dell'Europa da saldare con una forte strategia nazionale. Decreto sostegni, ci dicono che le risorse sono limitate, io segnalo che nella NADEF viene fuori un tesoretto di almeno 10 miliardi, ma ulteriori risorse possono essere recuperate se si alza ulteriormente, recuperando le lacune della legislazione che c'è stata, e si allarga una tassazione sugli extraprofitti anche in Italia. C'è un secondo filone, ci sono decreti approvati negli anni precedenti e ancora non attuati, o decreti approvati che hanno consistenti dotazioni finanziarie e il cui tiraggio è limitato. Si può fare una verifica in una fase di emergenza e di straordinarietà per capire se è possibile rinvenire, riutilizzare queste risorse per redistribuirle? E poi, fatemelo dire, non può essere un tabù se come estrema ratio si ragiona anche su uno scostamento di bilancio, così come fu fatto nel 2020 in piena pandemia, quando il governo andò in Europa per farsi autorizzare. Serve fronteggiare questa situazione di emergenza che rischia di portare alla chiusura decine e decine di migliaia di imprese piccole e medie, di creare ricadute pesanti per la tenuta dell'occupazione, per il reddito delle famiglie. Accanto a questo, io penso che è maturo il tempo per costruire una visione di medio-lungo periodo in questo Paese,
che faccia leva sulla crescita, sul rilancio degli investimenti, sullo sviluppo sostenibile, sul rilancio del lavoro sotto il profilo qualitativo e quantitativo da ancorare ad un grande intervento sulla formazione, sulla crescita delle competenze. Bisogna ritrovarsi insieme, governo, istituzioni regionali e locali, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, per riprendere una vecchia proposta della CISL, che trovo attualmente ancora vera e viva. Lavoriamo ad inizio di legislatura su un nuovo e moderno patto sociale per la crescita, lo sviluppo, la qualità del lavoro. Riusciamo a costruire un nuovo e moderno patto sociale che faccia coesione, che riduca le disuguaglianze, che unisca questo Paese, che faccia investimenti sull'innovazione, sul recupero di produttività, per sostenere insieme il cammino delle riforme che mancano da anni: giustizia, pubblica amministrazione, scuola, sanità, riduzione delle tasse. Bisogna cambiare il sistema pensionistico e previdenziale. Capisco che siamo in una condizione complicata, ma dal 1° gennaio, se non interviene un'intesa, scatta uno scalone di 5 anni con la Fornero che riporta l'età pensionabile a 67, perché scadrà a 102, opzione donna, ape sociale. Noi dobbiamo affrontare questi nodi. C'è da decidere se lo facciamo con il consenso sociale. Io ho apprezzato tantissimo le prime parole della Presidente o il Presidente, c'è una discussione tutta complicata in queste ore, Meloni, quando riconosce il valore del dialogo sociale, quando manda a dire che impegnerà le sue forze per rafforzare e costruire un rapporto positivo con le parti sociali. Aspettiamo di conoscere i fatti e, come sempre, abituati come siamo, giudicheremo come CISL l'albero dai frutti. Però penso che questo è il vero tempo della responsabilità, del dialogo, del confronto, della condivisione, di una rinnovata stagione di concertazione e anche per aprire un confronto sul tema della partecipazione. Responsabilizziamo di più lavoratrici e lavoratori rispetto agli indirizzi, alla gestione delle proprie aziende. Apriamo una fase di rigenerazione nel rapporto capitale-lavoro, impresa-lavoratori. È questo quello che oggi ci può aiutare insieme a risollevare il Paese dalle macerie dell'emergenza pandemica e anche della crisi energetica e dalle pesanti ricadute che sopportiamo della guerra in Ucraina. Insieme. Io vedo in tutto questo un metodo, un dialogo, un confronto che deve porre questo tema e questa priorità. Lavoriamo su un patto sociale in alternativa alle tensioni, alle divisioni, all'ideologia, all'antagonismo e al massimalismo. Su questo terreno aspettiamo di conoscere quali sono i primi passi di questo governo. Grazie. Grazie a tutti e tre per la chiarezza e per le chiare indicazioni che abbiamo ricevuto. Vedo che ci raggiungono adesso per il saluto finale. Presidente, mi serve il microfono? Il contributo che avete dato a tutti noi, a tutti i presenti, e alla dottoressa Barbara Ganz un ringraziamento particolare per la sua professionalità e soprattutto per le riflessioni che ci ha fatto fare. Fermi tutti lì, voi un minuto.
Abbiamo parlato tanto di formazione, quindi vi presento lo IAL del Friuli Venezia Giulia, il neopresidente Luciano Bordin. Grazie, buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo parlato di formazione, abbiamo parlato di giovani, abbiamo parlato di territorio. Volevamo fare qualcosa di più, ma non ci siamo riusciti per via delle questioni burocratiche, ma insomma abbiamo pensato a un pensierino da dare a chi ha partecipato a questa iniziativa. Quindi i ragazzi della scuola alberghiera dello IAL di Aviano hanno preparato per quelli che hanno partecipato, per i rappresentanti che hanno partecipato, per i 2 presidenti, per il segretario generale, per i 2 segretari generali, per i 2 ricercatori, un pensierino che è una torta di cui il Pasti Chef vi dirà com'è fatta, visto che si parlava di sovranità alimentare, quindi a questo punto di vista lo riprendiamo anche noi, ed è un momento, come dire, importante anche per mettere in condizione i giovani di essere presenti in queste iniziative. Vi ringrazio. Prego. Lo consegniamo tutti assieme. Prima che consegnino, che guardino, Esatto. Vai. Allora, buonasera a tutti. Il dolce che quindi vi abbiamo proposto è una pinza, quindi dolce tra l'altro che unisce le nostre 2 regioni, Friuli e Veneto, e quindi dolce storico a base di farina di polenta, uvetta, fichi secchi, e sono tutti prodotti che utilizziamo quanto più possibile del nostro territorio e legate all'artigianato e l'agricoltura intesa in un certo modo, quanto più possibile naturale, proprio perché come istituto alberghiero vogliamo riavvicinare i ragazzi a quest'idea di natura, di cibo inteso anche come salute, di preservarla e valorizzarla. Quindi tutto... Tutto ciò che troverete all'interno del dolce è assolutamente di qualità come materia prima, ma ci sarà una piccola variazione. L'uvetta che troverete all'interno è stata reidratata con uno sciroppo e un fiore molto particolare, una pianta molto particolare, che è l'origano di montagna. È molto diverso dall'origano mediterraneo e ha degli aromi molto simili alla camomilla, con delle note però balsamiche, un qualcosa che tenevamo a farvi scoprire, ed è una piccola azienda agricola situata a Cloud che ci offre questo prodotto e con cui collaboriamo come istituto appunto per valorizzare prodotti del genere. Grazie. Grazie a voi ragazzi, soprattutto per il vostro impegno e per essere qua oggi con noi a questo convegno in cui abbiamo parlato di lavoro. Ringraziamo la CIS del Friuli Venezia Giulia e la CIS del Veneto, vi ringraziano per la partecipazione e per il fatto di essere stati qua molto attenti. Grazie e buon rientro a casa.